Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Siamo a mercoledì 30 settembre, vediamo subito le agenzie prima dei quotidiani. L'Ansa.it sulla manovra di finanza pubblica, attenti al quattrino, da 40 miliardi con recovery fund europeo, viva l'Europa, 22 in deficit. Il vertice di Palazzo Chigi con Conte si è concluso con un accordo in maggioranza sulla NADEF, la nota di aggiornamento al DEF, documento di economia e finanza, approderà in CDM, Consiglio dei Ministri, domenica. Per il Ministro dell'Economia, Gualtieri, fra i margini di bilancio consentiti dalla sospensione dei vincoli europei e l'anticipo del recovery plan, il governo punta a una manovra del 2021 da 40 miliardi di euro. Stati Uniti 2020, caos e insulti. Nel primo duello televisivo Trump-Biden, sei un clown e tu non hai niente di intelligente. Uno scambio che l'ANSA decide di evidenziare. Sei un clown e l'altro, tu non hai niente di intelligente. Il primo duello tra Donald Trump e Joe Biden in Ohio si chiude tra offese reciproche e una grande confusione, a discapito degli elettori indecisi che speravano in un confronto schietto ma utile. Per 96 minuti insulti e reciproche interruzioni, sintetizza l'ANSA, come forse mai era accaduto in un dibattito presidenziale negli Stati Uniti. Il faccia a faccia tra i due candidati alla Casa Bianca è stato a un soffio dallo sfuggire di mano al moderatore di Fox News Chris Wallace, l'anchorman, che più di una volta ha dovuto bacchettare soprattutto il presidente, richiamandolo al rispetto delle regole accettate dalla sua campagna. Proprio Trump è apparso il più nervoso, scrive l'agenzia ANSA. Si è ritagliato il ruolo di guastatore, sovrapponendosi al suo avversario nel tentativo di metterlo in difficoltà. Ma Biden, la cui tenuta alla vigilia era messa da molti in discussione, non è caduto nella trappola. Politico navigato com'è, ha mantenuto la calma e ha affondato colpi micidiali. Tutti sanno che il presidente Donald Trump è un bugiardo e un clown, ha detto Biden, di fronte al rivale che negava i rischi corsi da milioni di americani se venisse abolito l'Obamacare. Sei il peggior presidente della storia, ha detto ancora Biden a proposito dello scandalo delle tasse del presidente provocato dallo scoop del New York Times. Dopodiché ha anche definito Trump il cagnolino di Putin, Biden. L'attuale inquilino della Casa Bianca non è stato a guardare, ha dipinto Biden come poco intelligente, pupazzo in mano alla sinistra radicale. Poi ha tentato l'affondo sul figlio di Biden, Hunter, accusato di aver preso 3 milioni e mezzo di dollari dalla Russia. È delle famiglie degli americani che soffrono che dobbiamo parlare e non della mia famiglia, ha detto Biden. Non sono un socialista, il Green New Deal non è il mio piano. Nello scontro sulle proteste razziali, poi, il presidente si è rifiutato di condannare il suprematismo, spingendosi a dire che la violenza è un problema non della destra ma della sinistra. I social si sono schierati, definendo la sfida una vergogna a specchio di una campagna elettorale tra le più divisive della storia americana. Così l'agenzia ANSA riassume, si fa per dire, il dibattito Trump-Biden, mentre Bonomi, presidente della Confindustria, si rivolge a Conte: serve un grande patto per l'Italia. Poi lo vediamo meglio anche dal Sole 24 Ore, il quotidiano della Confindustria. Non si può fallire sul recovery fund, o falliremo tutti, ha detto il presidente di Confindustria. Serve coraggio, anche scelte controvento. Poi ancora Covid, Berlusconi è negativo al tampone e il Ministero propone test rapidi anti-Covid per le scuole come in aeroporto. Il Papa chiama Fabiola Gianotti all'Accademia delle Scienze, la direttrice del CERN, un nuovo riconoscimento per lei, membro ordinario della Pontificia Accademia delle Scienze. Fabiola Gianotti è direttrice generale del CERN di
Ginevra. E sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA, fidanzati uccisi, uno studente confessa: sono stato io. Il presunto omicida voleva anche torturare i due, Daniele ed Eleonora. Per un periodo è stato loro coinquilino. Secondo il pubblico ministero, l'azione è stata realizzata con spietatezza e totale assenza di ogni sentimento di pietà verso il prossimo. Arrestata poi dal ROS dei Carabinieri in Siria, l'italiana militante dell'ISIS, era la moglie di un combattente dello Stato Islamico per il Jihad, riportata in Italia i 4 figli. Il ministro Speranza ha anche detto ieri che ora serve una profonda riforma del sistema sanitario. Un'informativa in Commissione Salute al Senato sulle priorità nell'utilizzo dei fondi europei, il mitico Recovery Fund. Penso che una coraggiosa riforma del Servizio Sanitario Nazionale sia necessaria, ha detto Speranza, per superare limiti e difficoltà della sanità, che ha superato comunque in maniera positiva l'emergenza Covid. Così il ministro della Salute Speranza, parlando del Recovery Fund. La pandemia ha evidenziato problemi strutturali che vanno affrontati, è il momento di mettere mano a queste criticità. Nella valutazione degli interventi sul Recovery Fund vorrei auspicare il massimo coinvolgimento di tutti i mondi che operano nel mondo della salute, ha detto il ministro Speranza. Oltre al Parlamento e alle regioni, un coinvolgimento il più ampio possibile di chi opera nel settore, ordini professionali, sindacati, imprese, rappresentanze. Le indicazioni della cabina di regia sul Recovery Fund sono un primo segnale rilevante che dimostra la volontà delle istituzioni di investire in modo prioritario nella salute. Nelle linee guida ci sono le mission, una è intitolata Salute e dentro quella cornice dovremmo decidere il nostro piano di investimento. Il piano integrato per la sanità in 5 punti. Non un piano di emergenza ma di rilancio, partendo dal territorio e dalla sanità di prossimità. La casa deve diventare il primo luogo per l'assistenza domiciliare agli anziani, primo luogo di cura, ha detto ancora il ministro della salute italiano, mentre per usura più richieste di aiuto da Campania e Veneto, ma le denunce sono sempre meno. Con meno istanze al fondo anti-racket, ha detto la ministra Lamorgese, qualcosa non va. E poi ancora il Financial Times sull'ex arcivescovo Becciu: investì 100 milioni di sterline in immobili a Londra, non configurerebbe reato ma fa luce sulla gestione. Il giornale della City, ancora Tridico: ancora oggi il suo stipendio è più basso di altri. Il Premier Conte invita però il presidente INPS a lavorare anche di notte sulla cassa integrazione. Questi i titoli principali dell'agenzia ANSA di stamani. C'è anche il maxi rimbalzo delle tariffe, altro che meno care. Luce e gas aumentano del 15,6% la luce, dell'11,4% il gas. Dal 1° di ottobre i prezzi tornano ai livelli pre-Covid, dice l'agenzia di settore, la ARERA, ma c'è comunque un risparmio, siate felici. Diamo un'occhiata anche alla ADN Kronos, come al solito. Apertura di adnkronos.com dedicata a Trump e Biden. Caos al dibattito tra insulti e interruzioni. Scambio di accuse sul Covid. Sondaggio CNN: Biden batte Trump con 60% contro 28%. Poi Covid, 1648 nuovi casi in Italia, altri 24 morti. Casi però bisogna vedere se positivi significa sintomatici oppure no. Comunque governo, accordo su stime, il PIL in calo del 9% nel 2020. Poi c'è il caso dell'ex deputato di Forza Italia Cosentino, assolto in appello dopo 9 anni, scrive l'agenzia ADN Kronos. I giudici della Corte d'Appello di Napoli hanno assolto l'ex deputato e sottosegretario all'economia del governo Berlusconi Nicola Cosentino, 9 anni dopo l'avvio dell'inchiesta dell'antimafia di Napoli, al centro la costruzione di un centro commerciale a Casal di Principe e brogli elettorali per le comunali. Cosentino è stato assolto in appello. E ancora in primo piano Covid in Gran Bretagna, contagi record, oltre 7.000 nuovi casi in un giorno. E poi il ministro Speranza dice: al momento in Italia i numeri non sono da lockdown, mentre nei 5 Stelle i parlamentari disertano il voto sulle proposte del capo politico Crimi, scarse le risposte via mail richieste dai 2 capigruppo. Per il caso Becciu, revocato l'incarico al legale, l'avvocato Ivano Lai: non porto più avanti l'incarico, ha detto l'avvocato. La revoca deriverebbe dalla pubblicazione su Instagram di foto al mare dell'avvocato che hanno scatenato l'ilarità del sito Dago Spia. Con questo lasciamo anche l'adnkronos.com e andiamo a vedere i nostri bei quotidiani di oggi, partendo come al solito dai principali, per così dire, nonostante le vendite, comunque quelli rimangono. Il Corriere della Sera, Repubblica e Stampa. Vediamo l'apertura del Corriere della Sera di stamani. Innanzitutto
La prima pagina è il titolo principale sugli industriali che incalzano il Premier Conte, che sulla ripresa dice vinceremo assieme. Su Tridico dell'Inps deve lavorare anche di notte, ha detto Conte, per la cassa integrazione. Un patto per l'Italia tra governo e parti sociali, lo chiede Carlo Bonomi, presidente di Confindustria. Il Premier Conte si dice pronto al dialogo. Sempre Bonomi ritiene che rinunciare al MES sia un danno certo e chiede anche la revisione del reddito di cittadinanza. Il governo annuncia calo del PIL sotto la doppia cifra, cioè sotto il 10%, e poi il rimbalzo. Poi c'è la cronaca nera molto battuta oggi, la copia di Lecce e la confessione dell'assassino Antonio De Marco, 21 anni, accusato di avere ucciso l'arbitro Daniele De Santis e la fidanzata Eleonora Manta. Mi è montata la rabbia, li ho uccisi perché odiava la loro felicità. Li ho uccisi perché erano troppo felici. Antonio De Marco, studente di scienze infermieristiche, ha confessato. Si è accusato di aver ucciso a coltellate Daniele e la fidanzata Eleonora. Nella loro casa di Lecce, era stato anche coinquilino. Ho fatto una cavolata, so di aver sbagliato, avrebbe detto durante l'interrogatorio davanti ai magistrati. Dopo i funerali è andato a una festa. Così il Corriere della Sera. Mentre, tornando a Bonomi, Confindustria e Governo, il commento è quello di Dario Di Vico: il patto e la visione. È più facile concordare un patto che darsi una visione. La visione è come il coraggio, se non ce l'hai non puoi dartelo. Ieri il presidente Bonomi aveva chiesto al governo sostanzialmente due impegni. Chiosa commenta in prima pagina sul Corriere della Sera Dario Di Vico. Il presidente di Confindustria aveva chiesto al governo appunto due impegni. Il primo, esplicitare una visione del paese, del rilancio. Il secondo, stringere con le parti sociali un patto per l'Italia. La visione è più difficile, non c'è. La visione non c'è da parte del governo, scrive Dario Di Vico, mentre tornando alla prima pagina del Corriere della Sera, l'altro titolo di spalla sul virus e il calcio alla prova. La Serie A alla prova del coronavirus, campionato a rischio. Federazione e Lega Calcio intendono rispettare il calendario e non rinviare Genoa, Torino e Juventus Napoli. Anche il ministro Spadafora è ottimista e si attende l'esito dei tamponi dei giocatori liguri e campani, nuovi test e partite a rischio, scrive il Corriere della Sera. In primo piano anche il maxi rincaro per bollette di luce e gas, più 15,6% la luce e più 11,4% il gas. Lo ha deciso l'Authority per l'energia. L'incremento porta il costo per gli utenti, mica poco, a due cifre abbondanti, su livelli vicini a quelli pre-Covid. Le associazioni dei consumatori parlano di stangata. Critica anche la Coldiretti, che dice che il rincaro delle tariffe pesa sui costi delle imprese in una situazione fortemente condizionata dall'emergenza Covid. La lettera del ministro per il Meridione Giuseppe Provenzano: la fiscalità di vantaggio aiuterà le aziende del Sud. A pagina 1 il titolo, a pagina 30 la lettera del ministro Provenzano: fiscalità di vantaggio è la strada giusta per il Sud. La misura prevede, quella del governo, un taglio del 30% nei contributi a carico dell'impresa per tutti i dipendenti la cui sede di lavoro si trova in una regione meridionale. Tutto questo, dice Provenzano, anzi scrive al Corriere della Sera, non è alternativo agli investimenti, ma è il tassello di una strategia mai così ampia. Si taglia il 30% dei contributi per le imprese per tutti i dipendenti che hanno sede di lavoro in una regione del Sud. Sempre dal Corriere, prima pagina, andiamo a dare un'occhiata anche agli altri titoli. Intanto il commento di Massimo Gremellini: ricchi, famosi, siate anche seri. I calciatori, la Serie A e bla bla bla. Mentre c'è un appello di Bill Gates, fondatore di Microsoft, un articolone, pagina 1 e pagina 15, vaccino per tutti e si eviterà il disastro. Non dimentichiamoci dei paesi poveri, dice il povero Bill. Il mondo è alla vigilia di una grande conquista scientifica. Con ogni probabilità un vaccino sicuro ed efficace contro il Covid-19 sarà disponibile all'inizio del prossimo anno. Anzi, ce ne sarà forse più di uno, scrive Gates. Grazie a questo enorme passo avanti, il mondo avrà finalmente la possibilità di eradicare la minaccia della pandemia e di tornare alla vita normale, scrive Bill Gates, prima pagina Corriere della Sera, pagina 15, tutto un letterone lunghissimo. Vaccino per tutti, non solo per i ricchi, dice il povero Bill. Occorre sostenere la produzione e finanziare miliardi di dosi da destinare ai paesi più poveri. Gli stati meno abbienti rischiano di immunizzare solo il 14% della popolazione, le vittime raddoppierebbero, sarebbe una catastrofe, innanzitutto morale, dice il povero Bill. E sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, migranti, l'Unione Europea sia unita
A parlare Armin Laschet, il potenziale successore di Angela Merkel. Oggi incontrerà Conte, domani il Papa. Avrà un'agenda che passerà dal recovery fund alla crisi sanitaria. Sui migranti la strada è ancora lunga, dice Laschet, potenziale erede di Angela Merkel. Lo sapevamo che la strada era lunga. Cronaca nera in primissimo piano, i fatti di Lecce sulle prime 2 pagine del Corriere della Sera. Poi Bonomi che rilancia il patto per l'Italia. Non possiamo diventare il sussidistan, ha detto il presidente di Confindustria. Rinunciare al MES un danno certo. L'IRPEF, i dipendenti paghino da soli come gli autonomi. Te saluto. Alt alla statalizzazione. Mentre sempre dal Corriere della Sera, velocissimamente, recovery fund a metà, i progetti valgono soltanto 100 miliardi, i dubbi di Gualtieri sull'aumento del debito. Vedremo, mentre la sferzata di Conte a Tridico, devi lavorare anche di notte per la cassa integrazione. Sul reddito di cittadinanza Di Maio apre, dobbiamo aggiornarlo, scrive ancora il Corriere della Sera. Il calcio che fa alla conta dei positivi, via libera ai test rapidi per gli studenti. E poi Salvini vede Zaia, dopo il trionfo. A te la conferenza Stato-Regioni, la proposta per l'incarico ricoperto dal PD Bonaccini. Il governatore dice penso prima al Veneto, differenze tra me e lui, ha detto Salvini, ma no, siamo quasi una coppia di fatto. Ognuno ha il suo stile ma siamo complementari. Luca Zaia ha aggiunto la squadra è forte, il governatore ha già le idee chiare su cosa fare, direi che i veneti possono dormire sonni tranquilli. E poi ancora Maroni di nuovo a processo, pressioni per un contratto. L'ex presidente leghista della Lombardia Maroni è stato rinviato a giudizio dalla giudice milanese Sara Cipolla per induzione indebita, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. L'accusa avere tra novembre 17 e aprile del 18 premuto su Guido Bonomelli, direttore generale infrastrutture lombarde, 100% Regione Lombardia, affinché all'architetto Giulia Capel Badino attribuisse per una cifra sotto 40.000 euro il supporto tecnico al cronoprogramma della futura città della salute a Sesto San Giovanni. Interessamento di Maroni che l'imputazione del PM Polizzi in base a intercettazioni riconduce a una relazione affettiva con l'architetto, candidata per la Lega alle elezioni 2013. La dinamica somiglia a quella per la quale Maroni, oggi nel consiglio di amministrazione del gruppo sanitario privato San Donato, è stato finora condannato a 1 anno per l'assegnazione nel 2014 a una sua ex collaboratrice degli anni al Viminale, Mara Carluccio, di una consulenza da parte della società regionale Eupolis. E lasciamo una pagina di politica interna per andare brevemente alla cronaca. Pagina degli esteri innanzitutto, prima la Libia e il 5G cinese, la difficile agenda di Pompeo a Roma. E poi torna la mamma italiana dell'ISIS, i suoi figli restituiti alla vita. Arrestata in Siria, Alice Brignoli ora è a San Vittore, in carcere a Milano. I 4 bambini affidati in comunità, scrive il Corriere della Sera. Poi c'è la lunga intervista ad Armin Laschet, presidente del Nord Reno-Westfalia, uno dei land tedeschi, è tra i più quotati candidati a succedere ad Angela Merkel, sarà a Roma oggi e domani. Incontrerà il premier Conte, il ministro Di Maio e il Papa. È atteso a un ricevimento con alte cariche dello Stato. Sui migranti l'Unione Europea dia un segnale all'Italia, ma siamo ancora in alto mare. E su Dublino, crisi sanitaria, recovery fund e caso Navalny, parla il probabile successore di Angela Merkel. Un'intervista del tutto trascurabile quanto alla sostanza. Mentre caso Becciu, altri affari a Londra, indagato il finanziere Mincione, 100 milioni in case di lusso, scrive il Financial Times, verifiche anche sugli anni del cardinale Bertone. Gli investigatori seguono flussi di denaro che arrivano fino a Santo Domingo, scrive ancora il Corriere della Sera. Corriere della Sera che lasciamo con la pagina economica. Oltre ai maxi aumenti di luce e gas da ottobre, elettricità più 15 e rotti per cento, metano più 11 e rotti per cento. C'è da segnalare anche l'addio a Luigi Arisio, 94 anni, torinese, guidò la famosa marcia dei 40.000 nel 1980, la manifestazione dei colletti bianchi della Fiat il 14 ottobre dell'80 contro gli scioperi e le violenze in fabbrica. In difesa del lavoro, la marcia per dire basta alle aggressioni subite da chi voleva rientrare appunto al lavoro. Lasciamo con questo appunto il Corriere della Sera e andiamo a dare uno sguardo anche alla prima pagina di Repubblica. Repubblica apre:
oggi con due questioni. La principale è il fisco, addio alle aliquote, il piano del governo, una manovra da 25 miliardi e subito rivoluzione IRPEF alla tedesca. Saranno eliminati gli scaloni di reddito. Confindustria chiede un accordo per il rilancio del paese, Task Force propone Conte per usare il Recovery Fund e maxi aumenti per le bollette di luce e gas. Questi i temi d'apertura di Repubblica. Ma in taglio alto le carte e l'atto di accusa della Santa Sede sulle frodi finanziarie, dagli immobili alla sanità. Ecco come rubavano i soldi al Papa. Hanno persino prelevato 20 milioni di sterline dal conto riservato del pontefice. Il segretario di Becciu camuffa le operazioni fingendo scopi sociali, perché se no dicono che famo solo delle speculazioni. Un documento straordinario, scrive Floriana Bulfon su Repubblica, 59 pagine che sollevano il sipario sul verminaio di corruzione del Vaticano. È la rogatoria, presentata dalla Procura Pontificia che parte dal grande scandalo dell'immobile di Londra, attorno al quale si muove una folla di monsignori, broker, avvocati d'affari e perfino procuratori di calcio. Il Papa qui è una macchia bianca circondata da lupi che lo hanno tradito, un incredibile giro di denaro senza controllo. Dopo 7 anni non è un gran bilancio per il Papa medesimo, comunque un incredibile giro di denaro senza controllo finito in società di cui nessuno non conosce i titolari e che ha arricchito una schiera di mediatori. La sintesi degli inquirenti è impressionante, scrive Repubblica in prima pagina, poi vediamo le pagine 2 e 3. Intanto, sempre in prima pagina, l'ottima cronaca di Pietro Dal Re, inviato nel Nagorno-Karabakh sotto le bombe. Sparano su tutto, è un massacro e la Turchia è sempre più chiaramente interventista. Mentre, sempre dalla prima pagina del Repubblica, il capo della AIEA, l'Agenzia Internazionale Energia Atomica, Rafael Grossi, racconta i primi 10 mesi da direttore generale. Così entreremo nelle basi segrete dell'uranio iraniano. L'Iran è la sfida più importante per l'agenzia. E infine il patto Zingaretti-Di Maio per depotenziare Conte e l'occhio di Nixon sull'Italia ai tempi del colera, agosto 1973, lo rievoca Umberto Gentiloni, una pandemia di colera in alcune regioni italiane. In pochi giorni le voci d'allarme diventano emergenza, una brusca interruzione dello spirito spensierato delle vacanze in Campania, Puglia e Sardegna. L'attenzione di Nixon. Ma le prime 2 pagine di Repubblica, 2 e 3, sono dedicate al sacco del Vaticano. Svuotato anche il conto del Papa, le carte dell'inchiesta della Santa Sede, al Bambin Gesù l'ospedale, appalti a uomini dei clan mafiosi, prelevati perfino 20 milioni di sterline dal deposito riservato di Bergoglio. Il segretario del cardinale Becciu camuffa le operazioni con finalità sociali perché sennò iniziano a impallinarci che famo solo attività speculative, dice. Intercettato. Protagonisti i finanzieri Raffaele Mincione e il faccendiere Gianluigi Torzi, Monsignor Carlino, segretario del cardinale Becciu, Monsignor Perlasca, presunto artefice dell'operazione londinese di Sloane Avenue, il Palazzone, Fabrizio Tirabassi, dipendente della Segreteria di Stato, ha espresso parere positivo per l'operazione londinese, Enrico Crasso, gestore delle finanze della Segreteria di Stato, avrebbe introdotto il finanziere Mincione in Vaticano. Un documento di 59 pagine, un verminaio, corruzione, travolto il Vaticano, scrive Floriana Bulfon su Repubblica. Onnipotenti e rapaci hanno architettato operazioni diaboliche, scrive Repubblica, per depredare la Santa Sede e messo le mani perfino sul conto di Francesco, la più protetta delle casse. È il ritratto impietoso dell'assalto alle finanze vaticane che emerge dalla rogatoria presentata dalla Procura Pontificia, la ricostruzione di un saccheggio da 454 milioni. L'indagine parte dal grande scandalo dell'immobile di Londra, attorno a cui si muove una folla di monsignori, broker, avvocati d'affari e dove Papa Bergoglio è macchia bianca circondato da anime nere che lo hanno tradito, così scrive Repubblica. La sintesi degli inquirenti, 2 punti virgolette. La Segreteria di Stato finanzia l'operazione londinese con linee di credito del Credit Suisse e della Banca della Svizzera Italiana per 200 milioni di dollari garantite con la costituzione del pegno di valori patrimoniali posseduti dalla Segreteria di Stato e rinvenienti nelle donazioni dell'Obolo di San Pietro, cioè dei fondi per le elemosine messi a servizio di speculazioni per importi indefiniti che possono arrivare fino a 454 milioni di dollari. Finanza e sanità, investimenti e ricatti. L'obiettivo: comprare l'edificio
che ospitava la sede di Harrods in Sloane Avenue a Londra. Il valore del palazzo lievita miracolosamente. Prima della sottoscrizione delle quote da parte della Segreteria di Stato viene realizzata dai gestori del fondo una rivalutazione contabile che non sembra trovare ragione economica, scrivono il promotore di giustizia a Milano e l'aggiunto Diddi. Nell'affare vengono coinvolte tante società, non è possibile conoscere i finanziatori. Dai file nel computer di Tirabassi, dipendente Segreteria di Stato, si apprende che il faccendiere Mincione sarebbe amico del capo di Chain. Mincione emerge come il regista delle manovre, venuto dalla Pomezia, attivo in partite che vanno dallo scontro per la banca genovese Carige a quella per il controllo di Retelit, in cui era assistito dall'avvocato Giuseppe Conte, fino a pochi giorni prima dell'insediamento di Conte a Palazzo Chigi. Mincione, che era un cliente del nostro premier appunto, è onnipresente. Intorno a lui c'è un vortice di sigle che servono solo a inghiottire denaro, scatenando gli appetiti dei gruppi di potere. Così entra di mezzo la misteriosa GUT, società anonima, realtà lussemburghese posseduta da Gianluigi Torzi, finanziere ad alto rischio, inserito nella lista nera con contratti delle liste mondiali, con contratti sottoscritti da Monsignor Alberto Perlasca, procuratore del sostituto Monsignor Edgar Peña Parra. La GUT, società anonima, agisce come agente della Segreteria di Stato per gestire l'immobile. La Segreteria si impegna a corrispondere alla GUT una somma del 3% pari a 10 milioni, eccetera, eccetera. Poi ci sono personaggi, consulenti, che si rivestono d'oro. L'avvocato Nicola Squillace, studio Libonati Jäger, 200.000 euro per una generica consulenza legale, 150.000 per una serie di professionisti da lui indicati e poi altra fattura da 364.000. Il Vaticano non paga, ma lui supera l'ostacolo. Attraverso questo giochetto l'avvocato Squillace, con la complicità di Torzi, riesce ad aggirare il veto e addirittura a farsi corrispondere 17.000 euro in più, complessivamente 711.000. Dalla rogatoria emerge un nuovo fronte, la sanità. Cartolarizzazione crediti avanzati da ospedali privati e cooperative nei confronti delle ASL pubbliche italiane, ovviamente, società che si inseriscono nei rapporti del Fate Bene Fratelli di Roma con Regione Lazio. Zingaretti, dove sei? E soprattutto il Vaticano si lega a una cooperativa, OSA, che grazie alla raccomandazione del funzionario Tirabassi ottiene un contratto record all'ospedale pediatrico Bambin Gesù, affidato a un soggetto segnalato per forti legami e ambienti con persone della Camorra pugliese, Clan Campana, Sacra Corona Unita. Ma ci sono altre iniziative simili, ad esempio con il gruppo Villa Maria, Humus di Intrallazzi, da dove nascono i rapporti dentro San Pietro che mettono in condizione Tirabassi e il faccendiere Torzi di creare un'altra operazione, bla 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 bla. Le mani ovunque, scrive ancora Repubblica, il Cardinal Becciu entra trasversalmente nelle varie partite. Insomma, 2 pagine fitte fitte di sacco del Vaticano. La interpretazione di Repubblica, il Papa macchia bianca circondato da anime nere. Così su Repubblica. Poi c'è la rivoluzione dell'IRPEF, scaglioni a Dio, ognuno avrà la sua aliquota, è il piano del governo per la prossima finanziaria. La riforma del governo segue il modello tedesco per favorire i redditi fino a 40.000 euro. Oggi aggiornamento del DEF e manovra da 25 miliardi. Modello Genova per gli appalti con fondi europei. E poi ancora nuovi equilibri a destra, Meloni in Europa spiazza Salvini, diventa capa dei conservatori europei e poi sempre dalla Repubblica va segnalata la doppia pagina dell'inviato da Stepanakert in Nagorno-Karabakh Pietro del Re, nell'enclave che ha riacceso la guerra tra armeni e azeri, bombe anche sulle scuole. Da anni il conflitto non era così violento. Erevan, l'Armenia, accusa la Turchia, schiera mezzi e uomini, abbattuto un nostro jet, dicono gli armeni. I mercenari islamisti inviati dalla Turchia sono felici di uccidere qui noi cristiani, dicono gli armeni. La corsa per salvare i feriti sul fronte, l'impegno dei medici, la paura della gente. Per lo più giovanissimi, racconta l'inviato di Repubblica. I soldati armeni hanno tutti la barba incolta e gli occhi gonfi, le ultime 2 notti in bianco, una linea del fronte che si è fatta molto più ampia di quanto potevano prevedere gli strateghi, perché ha coinvolto la stessa Armenia. Adesso questi militari scalpitano, vogliono rispondere al fuoco del nemico azero, che con l'artiglieria pesante e i droni da combattimento turchi ha attaccato i villaggi armeni di frontiera, riattizzando una delle guerre più antiche del mondo, quell'irrisolto conflitto interetnico e interreligioso che ha avuto in 30 anni per teatro i monti del Nagorno-Karabakh, contesi tra le ex repubbliche sovietiche dell'Armenia e dell'Azerbaigian.
Giunto a dar manforte all'esercito locale, ieri mattina gli armeni avevano improvvisato il loro quartier generale nell'ex piazza Lenin di Stepanakert, ribattezzata Piazza della Rinascita dopo l'Unione Sovietica, dove sono concentrati Parlamento, Palazzo Presidenziale, Banca Centrale e ministeri della Repubblica autoproclamata del Nagorno-Karabakh, o meglio dell'Artsakh, perché è così che i locali chiamano la loro repubblica, che nessun paese al mondo riconosce, neanche l'Armenia, pur assistendola finanziariamente e militarmente. Dopo la fuga negli anni 90 degli azeri, il 25% della popolazione, in questa enclave che i sovietici avevano arbitrariamente attribuito all'Azerbaigian per volontà di Stalin, ci sono oggi quasi esclusivamente solo armeni. Stavolta non combattiamo soltanto contro l'Azerbaigian, ma anche contro la Turchia, che lo spalleggia, e contro i suoi mercenari islamisti, che sono felici di venir qui a massacrare noi cristiani, dice Ararat Peteyan, un capitano dei corpi speciali armeni appena rientrato dal fronte. Sapevamo da mesi che gli azeri stavano preparando l'attacco, ma nessuno si aspettava un'offensiva di tale portata, con bombardamenti perfino fuori dalla Repubblica in territorio armeno. Sempre nei cieli dell'Armenia un F-16 turco ha appena abbattuto un nostro Sukhoi ammazzando il pilota. Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore. Per amore della radio. Una grande storia meritava uno straordinario futuro. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione, senza interruzioni. Compatibile con tutti i device. Naviga, esplora e scopri l'universo dell'audio. Ti sorprenderà. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Andiamo alla Stampa di Torino dopo il bel reportage di Pietro del Re su Repubblica dal Nagorno-Karabakh, guerra Armenia da una parte, Azerbaigian e Turchia dall'altra. In primo piano sul quotidiano torinese Conte Bonomi, la tregua per ripartire, e poi test rapidi anti-Covid nelle scuole, ma dicono i virologi non sono affidabili, è meglio curare i sintomatici, cioè quelli che hanno sintomi, non quelli che genericamente sono positivi a qualcosa, perché ogni giorno siamo positivi a decine di virus senza che abbiamo alcuna conseguenza per il nostro corpo. Questo accade normalmente ogni giorno in tutto il mondo da che esiste l'uomo. Comunque il Premier accetta l'offerta di Confindustria, insieme per rilanciare il paese, la manovra sale a 40 miliardi. Due commenti. Il primo commento in prima pagina, il primo commento in prima pagina sulla Stampa di Torino, adesso ci ritorniamo. Sfida globale per il vaccino contro il virus, è firmato niente po' di meno che da Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione dell'Unione Europea, insieme al Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom. Sul vaccino sale l'allarme, investiamo per il vaccino. Alla Bill Gates. Mentre sempre in tema di commento il consorte dell'ex ministra Fornero, Mario De Aglio, si occupa dei fondi europei. L'Italia rompa con il suo passato, fatto di sciatteria e di rubecceria, anzi becciureria. Mentre sempre dalla prima pagina della Stampa, Recovery Fund, l'Ungheria frena il compromesso italo-tedesco, la mediazione tedesca non sta producendo risultati, il rischio di un ritardo del Recovery Fund è probabile, come hanno lasciato filtrare fonti tedesche. Per l'Italia grande problema. La questione è stata discussa ieri a Berlino. Intervista a Giorgia Meloni sui migranti, sto con la Polonia, meno ingerenze dell'Unione Europea. Polacchi non contrari al recovery, ma alle condizionalità eccessive sul recovery. Giorgia Meloni, neoeletta presidente dei conservatori riformisti europei, incalza l'Europa, deve dare una mano perché siamo messi male tutti. Meloni rivendica di aver denunciato tra i primi l'assenza dell'Europa quando il Covid sembrava un problema italiano. E sul fronte migranti la leader di Fratelli d'Italia sposa la tesi dei polacchi: difendiamo tutti insieme i confini. Così la Stampa riassume in prima pagina l'intervista a Giorgia Meloni. A pagina
5. Io sono la terza via bleriana di destra, sui migranti sto coi polacchi, dice la neopresidente dei conservatori e riformisti europei, guido chi vuole un'unione confederale, Dublino falso problema, Italia colabrodo con gli stranieri. L'Unione Europea non ha una politica estera ma decide la lunghezza delle carote, vorrei l'opposto, dice Giorgia Meloni alla Stampa. E sempre dalla Stampa, dividete i ragazzi fragili dai detenuti, la vergogna di Rocchetta Belbo. Quei luoghi chiusi che ci rassicurano. Il pezzo di Niccolò Zancanna, pagina 9. Una giungla di regole che crea piccoli lager. Nella casa dei minori il ragazzo era agitato, farmaci per calmarlo e la difesa, polemiche a Rocchetta Belbo Cuneo. La comunità parla di terapia decisa dallo specialista e sbarre antifuga. Il padre è stato denunciato per diffamazione ma dice mio figlio era irriconoscibile, ora ho paura. Il 30 aprile il 17enne arriva nella struttura dopo la fuga da un'altra comunità. Una giungla di regole, appunto, dicono le associazioni. Il Ministero della Salute deve fare più controlli. Questi centri non sono idonei perché creano segregazione. Torniamo alla prima pagina della Stampa di Torino con la chiusura, la rubrica Il Buongiorno di Mattia Feltri, intitolato oggi Caro Maestro. Ho rilevato diffusa ironia e perfino irritazione fra i miei colleghi, scrive Feltri Junior, alla notizia che Alessandro Di Battista intraprenderà la carriera di precettore di giornalismo, cioè insegnerà come si redige un reportage. Il problema è che la lezione di Di Battista costa 185 euro, in un mondo in cui lezioni di giornalismo sono impartite da chiunque ogni giorno e gratis. Ben ci sta, noi campiamo da sempre insegnando ai premier come si costruisce la manovra finanziaria, a Cristiano Ronaldo come si calciano i rigori, secondo l'aurea regola che chi sa fa e chi non sa insegna. Di Battista sembra molto ben avviato nella professione, un tempo riservata, parole sue, a una razza di puttane, e infatti girano dei video, direi tutorial, in cui lo si sente dire cose come «lei non mi interrompi» oppure «le banche scrivino», in cui conteggia a Roma oltre 3.000 anni di storia, trasforma il presidente Hollande in un premio Nobel, colloca ad Auschwitz il trionfo di Napoleone e non lo si dice per prenderlo in giro, è proprio uno dei nostri. Ricordo ai miei esordi, scrive Mattia Feltri, un caposervizio che mi corresse alloggiato in al''oggiato. Di certo il mio caposervizio non ha fatto il carrierone di Di Battista, ma in ogni caso mi sembra che si stiano compiendo passi in avanti se il nostro neodocente voleva insegnare ad Angela Merkel come si governa la Germania e a Mario Draghi come si governa la Banca Centrale. Era già un super caposervizio in pectore e per ora gli tocca accontentarsi di insegnare come si governa un articolo, lui al massimo riscriverà quelli. Pensate che il suo ex amichetto Di Maio ha riscritto la Costituzione. Sempre dalla Stampa, poi lasciata la prima pagina, l'Ungheria che frena l'intesa italo-tedesca sul recovery fund, il presidente Orban respinge la mediazione della Germania sullo Stato di diritto che veniva contestato agli ungheresi, anche i frugali contro il piano, l'Italia preoccupata per il ritardo dei fondi. E sempre dalla Stampa di Torino, l'infettivologo dell'ospedale San Martino di Genova, il professor Matteo Bassetti, test veloci, poco affidabili, meglio curare i sintomatici. Il caso dei calciatori del Genoa dimostra che la diagnostica è difficile. Il mio reparto è già pieno al 60%, l'età media dei ricoverati 70 anni. È la Waterloo dei tamponi, ha scritto il professor Bassetti, primario al San Martino di Genova, a proposito dei giocatori del Genoa. Il caso del Genoa dimostra che i tamponi non bastano, sono utili nella diagnostica dei sintomatici ma inefficaci per gli asintomatici. Per questi ultimi si può fare poco, ma sono quasi la metà dei contagiati. Il tampone è unico modo per stanarli, ma scatta un'istantanea e il giorno dopo può cambiare. E poi quanto si spende per i tamponi invece di assumere medici e infermieri? I tamponi a tappeto vanno bene nei luoghi a rischio, come ospedali e residenze per anziani. Ma poi torniamo a visitare i malati e a curare i sintomatici. Il mio reparto è pieno al 60%, con la possibilità di ampliarlo. Età media dei ricoverati 70 anni. Il decorso della malattia si è ridotto a 7-10 giorni, è più gestibile. I morti, molti di meno. Sui pochi casi gravi, la terapia con il Remdesivir, cortisone e antibiotico, dà ottimi risultati. Non sono ottimista, sono realista. Si parlava di seconda ondata, rischio scuole, pericolo elezioni, ma tutti si ricordano solo di Zangrillo che ha detto che il virus è clinicamente morto.
È meglio un procurato allarme o un po' di ottimismo? Negli ultimi 45 giorni, dice Bassetti, i positivi sui tamponi fatti restano tra l'1 e il 2%. Se arriveremo a 5-6 come la Francia dovremo prendere misure restrittive, ma non possiamo permetterci un altro lockdown. Solo lo 0,5% dei positivi ora finisce in terapia intensiva. Non ci si può chiudere in casa, ma vanno evitati gli assembramenti. Nelle cene sarebbe meglio non superare 8-10 persone. Non vanno ancora vietate le feste, ma è stando attenti a questo genere di ritrovi che si scongiura un peggioramento. Quanto alle mascherine anche all'aperto, ha senso? È vero che ci vogliono almeno 15 minuti per contagiarsi e la protezione serve, specie quando viene meno la distanza, ma in giro ci potrebbero essere dei super diffusori che tossiscono e le mascherine ricordano di stare attenti. Lasciamo la stampa poi con un'altra segnalazione rapida, il Nobel Chu che dice le buone abitudini ci aiuteranno a salvare la terra, fisico e politico Steven Chu è premio Nobel, la sfida consumare meno in modo smart favorendo le aziende più virtuose. Per il lancio di Green and Blue, l'iniziativa della GEDI, Repubblica e La Stampa, mentre lasciamo anche La Stampa di Torino appunto e andiamo a vedere La Verità di Maurizio Belpietro. L'apertura della Verità di oggi, il titolo principale, lo vediamo al volo, è dedicato al voto che salva Conte sul virus. Può lavorare nell'ombra. Alla Camera la maggioranza respinge la mozione del centrodestra che chiede di rendere pubblici gli atti del comitato scientifico sulla base dei quali vengono poi adottate misure restrittive delle libertà personali, provvedimenti a capocchia, ma è proibito sapere perché, scrive Stefano Filippi. La Camera salva Giuseppi sul virus, i verbali del comitato tecnico-scientifico resteranno segreti. Respinta la mozione di centrodestra che chiedeva di rendere pubblici gli atti del comitato scientifico. Così gli italiani continueranno a non sapere su quali basi il governo limita le loro libertà. E poi De Luca torna sceriffo e chiude tutto. Ieri in Italia 1648 casi, ordinanza antimovida in Campania, varata, sarà un caso, a urne ormai archiviate. Il campionato è a rischio per lo shock del Genoa. E poi anche sulla Verità c'è l'intervista al già citato professor Matteo Bassetti, direttore malattie infettive ospedale San Martino di Genova. Basta tamponi a strascico, investiamo sui medici, accorciamo le quarantene. Il caso dei calciatori positivi, Waterloo dei test, dice Bassetti. Così si è prolungato lo stato d'emergenza ma non si è assunto personale. Torniamo a fare i dottori, a curare i sintomatici. Mentre c'è la Cina dietro la banda larga di Stato, scrive Claudio Antonelli, proprio mentre a Roma arriva Pompeo, una denuncia dei concorrenti europei svela che Open Fiber sarebbe piena di tecnologia Huawei, come pure Retelit che aveva Conte come consulente. Guai in vista con gli Stati Uniti, scrive Claudio Antonelli. Tecnologia cinese nella banda larga dello Stato italiano. Oggi il segretario di Stato Pompeo approda in Italia per parlare di 5G. Alla vigilia del suo arrivo, i produttori di fibra ottica denunciano a Bruxelles la concorrenza sleale della Cina. I dispositivi Huawei sarebbero usati sia da Open Fiber sia da Retelit, un tempo assistita da Conte. Il segretario Pompeo vedrà nel pomeriggio Conte e Di Maio, poi in Croazia per la questione Via della Seta. Se la Casa Bianca decidesse di inserire le aziende cinesi nella lista nera, finiremmo confinati ai margini della NATO, scrive Claudio Antonelli. Dopodiché, sempre dalla prima pagina della Verità c'è il commento di Marcello Veneziani sul miracolo di Giorgia Meloni, leader in Europa. In Italia resta molto da fare, scrive Veneziani a proposito di Giorgia leader. Anche l'Europa s'è destra. La Meloni è la nuova reginetta dei conservatori europei, coronamento di una scalata che non era riuscita né a Fini né ad Almirante. Da sola ha superato Forza Italia e 5 Stelle, ora insidia PD e Lega. Restano i problemi di selezione della classe dirigente. La sua inarrestabile crescita elettorale è dovuta alla coerenza e al senso di identità. Ha saputo ricompattare l'ex vertice di Alleanza Nazionale. Il maggior limite del partito, creare punti di riferimento nella società. Non mancano figure emergenti, ma sono insufficienti per il grande salto, scrive Marcello Veneziani. Sempre in prima pagina c'è anche il pezzo di Paolo Del Debbio, questo reddito di cittadinanza è un fallimento, correggere subito, e l'articolo del direttore Maurizio Belpietro, le prodezze del commissario Arcuri. Ridicolo, il banco
va portato da casa. L'ultima trovata del commissario Arcuri. Adesso il banco, portatevelo da casa. In assenza di monoposto, il dirigente del Socrate di Roma, un istituto scolastico, chiede ai ragazzi di procurarsi un manufatto per facilitare la scrittura. È l'ultima prova del flop del commissario. Pasticcia perfino sui documenti dell'appalto, scrive il direttore della Verità. E sempre dalla Verità si allarga l'inchiesta sul cardinale Becciu. La famiglia cambia il legale palestrato, una specie di, diciamo così, di uomo gaio, molto gaio e divertito, che prende il sole sulla spiaggia. Si è messo l'immagine su Instagram, questo bel tipo. L'inchiesta si allarga e la famiglia molla l'avvocato palestrato ed esibizionista. Dopo le denunce ai PM vaticani, i parenti dell'ex cardinale licenziano Ivano Iai, protagonista di scatti social imbarazzanti. Per 4 immobili di lusso sborsati 100 milioni. Altre notizie sul nuovo caso dei palazzi londinesi della Santa Sede, svelato dalla Verità. E sempre sulla questione del Vaticano, il pezzo di Giorgio Gandola: nonostante le promesse, in Vaticano vige ancora il segreto su un'altra questionaccia, gli abusi sessuali. La svolta storica annunciata dal Papa non si è mai realizzata. Le richieste di accesso agli atti dei processi cadono nel vuoto, come accade agli avvocati della vittima del caso di Don Galli a Milano, scrive Giorgio Gandola. Parole in libertà. Ci sono 2 termini che il Vaticano ha fatto propri: inclusione e resilienza. Oggi abbelliscono ogni discorso, danno senso di profondità a ogni concetto. Sono simboli. Per le vittime degli abusi sessuali da parte dei sacerdoti queste 2 parole contano 0. Esclusione dagli atti, fragilità nel concretizzare gli annunci del Papa Francesco. Lui vorrebbe accelerare, la Chiesa rimane ferma. Mentre sempre dalla Verità, prima pagina, ci ritorniamo, diamo conto anche di un altro articolo su Panorama in edicola, il pezzo di Fabio Amendolara: la Morgese è smentita dai numeri, i rimpatri dei tunisini sono pochissimi. A chiudere Francesco Borgonovo: Jünger aveva previsto gli incubi della tecnologia, torna in libreria Le api di vetro, capolavoro dello scrittore tedesco Ernst Jünger del 1957, una distopia che racconta con anticipo di decenni il lato oscuro della rivoluzione tecnologica. Con questo lasciamo anche la prima pagina della Verità. Il primo piano è tutto dedicato alla questione della Camera, che dice che i verbali del Comitato Tecnico Scientifico devono rimanere segreti, ai fiaschi delle app Immuni, non solo quella italiana, quelle europee, pochi download, notifiche sbagliate. E ancora in tilt il sito di Palazzo Chigi sulla questione dei banchi scolastici. Le carte del commissario Arcuri sono sparite. Il pezzo di Daniele Capezzone su Azzolina, che tira dritto sul concorsone, che adesso è inutile e fa imbestialire il PD. Il PD fa la voce grossa, ma sono divisi al loro interno. Chi vuole il concorsone per la scuola a Natale, chi opta per la stabilizzazione dei precari. La ministra Azzolina insiste sul 22 ottobre con tutti i rischi. Classi senza prof, pericolo Covid. E ancora il reddito di cittadinanza che ha fallito e il governo che deve fare la manovra europea senza poter spendere i soldi dell'Unione Europea, scrive Martino Cervo. Conte guida il vertice sulla nota di aggiornamento al documento di economia, il DEF. La maggioranza in alto mare proverà a chiudere il testo per il Consiglio dei Ministri di stasera. Entro il 15 ottobre la bozza del bilancio va a Bruxelles, ma il recovery di cui tutti parlano non ci sarà ancora, scrive La Verità. Che lasciamo per andare a Libero, prima pagina di Libero, la vediamo subito. L'apertura dedicata a uno spray anti-Covid, un prodotto italiano che si chiama Endovir Stop, basato su una molecola naturale, scrive Alessandro Gonzato. Previene le infezioni virali respiratorie, bastano 4-5 spruzzate, costa 3 euro in farmacia nelle prossime settimane. Una ricercatrice dell'Istituto Mario Negri dice che alcune cellule del sangue bloccano il virus. Di che si tratta? Si chiama Endovir Stop. È uno spray composto da una serie di molecole naturali. Costa 3 euro. Ne bastano 4-5 spruzzate in gola al giorno per prevenire il Covid e curarne le forme iniziali. È stato sviluppato da una startup italiana gruppo Magi, la Ebtna Lab, 3 sedi, Brescia, Bolzano, Rovereto. Appena premiato al Congresso Europeo di Biotecnologie di Praga come miglior prodotto anti-Covid. L'AIFA, Agenzia del Farmaco, invece l'ha bocciato 2 volte. Ciò nonostante, a breve
I produttori sperano entro fine ottobre lo spray dovrebbe essere in vendita. Proprio oggi, dice il genetista Matteo Bertelli, presidente del gruppo Magi, mi ha chiamato la farmacia Vaticana, una delle migliori al mondo, vogliono acquistarlo. Lo userà anche il Papa, chissà. Un momento però, per finire in farmacia il farmaco deve ricevere autorizzazione dell'agenzia farmaco AIFA e Endovir-Stop non l'ha ricevuta. È stato un cavillo a sbloccare la situazione. Il prodotto, dice Bertelli, è naturale, non è sintetico, è categoria integratori. Dopo che l'AIFA ci ha detto no per la seconda volta, ci siamo rivolti al comitato etico e abbiamo ricevuto l'ok. Abbiamo realizzato il prodotto pensando ai paesi più poveri, ai milioni di italiani che vivono all'estero. Davvero c'è qualcuno che pensa che quei sistemi sanitari come in Sud America possano permettersi un piano terapeutico da 20-30 mila euro a paziente per i casi più gravi? Tutti tifiamo per il vaccino, ma nel frattempo, dice il genetista che ha ideato lo spray anti-Covid. Lo spray ha un costo irrisorio e siamo in contatto, ha detto il presidente del gruppo Magi, con le associazioni di italiani di Brasile e di Argentina. Lo spray anti-Covid costa poco perché le molecole naturali a brevetto scaduto costano poco. Si chiama Endovir-Stop. Staremo a vedere. Intanto c'è da segnalare su Libero, pagina 2, l'intervista ad Ariela Benigni dell'Istituto Mario Negri di Bergamo. Alcune cellule del sangue ci proteggono dal coronavirus, sono risorse nascoste, si formano dopo il contatto con morbi simili e ci danno immunità anche senza anticorpi. I positivi, oggi molti, non contagiano. Ma il Lazio si prepara al peggio, lo Spallanzani aumenta i letti per la rianimazione, situazione critica anche in Campania. Così su Libero, a centropagina Giorgia Meloni che vola sul tetto d'Europa, eletta presidente degli euroconservatori, il commento di Sandro Iacometti sul governo che trema, i miliardi dell'Unione Europea per ora ce li sogniamo. E poi l'intervento, il discorso della leader di Fratelli d'Italia Meloni a Bruxelles per la sua incoronazione a presidente degli euroconservatori, dobbiamo difenderci, i valori sono sotto attacco. Infine, Azzurra Barbuto, finanziamo i tunisini per invaderci meglio, ogni clandestino ci costa 6.200 euro. E Melania Rizzoli, medico e assessore in Lombardia, regione guidata da Fontana, così gli antidepressivi rendono impotenti, effetti collaterali su un paziente su 2. In primo piano su Libero, attenti a quei due, il patto Salvini-Zaia, che dicono siamo una coppia di fatto, rivalità, sento più lui, ha detto Salvini, di mia madre, ora dobbiamo meritarci il consenso avuto. Auguri Silvio, era ieri il suo compleanno. E poi ancora da Libero, la mafia ringrazia i 5 Stelle, sussidio ad altri 11 boss il reddito di cittadinanza, scrive Libero. Quanto alla Tunisia, la riempiamo di soldi per poi farci mandare i migranti. Al paese magrebino sono andati 61 milioni, 11 per limitare l'esodo di massa. Risultato, dall'inizio di quest'anno proprio da lì sono giunti 10.000 clandestini, scrive Libero con Azzurra Barbuto. E poi c'è il pezzo di Mirko Molteni da segnalare sul sultano Erdogan che attacca, guerra quasi di religione, l'Armenia cristiana. Un jet turco abbatte un velivolo armeno. La Turchia nega, però manda jihadisti a sostegno degli azeri. Lo scrive anche Repubblica. Putin fa da paciere. In un articolo del 1902, curiosità, fu proprio Mussolini a denunciare per primo il genocidio contro gli armeni. Una curiosità, quando era ancora socialista, prima di diventare fascista, Mussolini, di fondare il fascismo. Mentre sempre da Libero ci rimane da segnalare la pagina economica, ci mancavano solo le bollette, arriva il maxi rincaro di luce e gas. La magra consolazione è che il costo annuo sarà inferiore al 2019, però poi per il futuro continueremo a pagare ogni mese sempre di più. E anche Libero ricorda Luigi Arisio, l'uomo che ha distrutto le lotte operaie, la marcia dei 40.000, portò in piazza nell'80 gli impiegati Fiat per dire basta alle aggressioni subite da chi voleva lavorare. Lasciamo con questo anche Libero. Andiamo a vedere velocemente Avvenire, in primo piano sul quotidiano cattolico, un servizio dedicato alla lotta al contante. L'Italia insegue, scrive il quotidiano cattolico, appunto, sulla questione della... adesso ci arriviamo, scusate un attimo, eccolo qui. Sulla questione della lotta al contante l'Italia insegue, continua ad aumentare l'uso delle carte di pagamento, scrive Avvenire, ma restiamo ancora tra gli ultimi. In Europa il bonus da 300 euro promesso dal governo può accelerare il passaggio, tempi stretti per fare la legge.
Si moltiplicano le offerte di app e sistemi online per mettere da parte automaticamente ogni giorno anche pochi euro se si fa acquisto con la carta. Non è solo per i bambini, così si risparmia senza lo sforzo di farlo, dicono da Banca Intesa San Paolo, interessati come non mai. Il mondo del fintech italiano, da Satispay a Hype, è molto attivo. La SGR Acoma con Gimme5 permette di investire i micro risparmi sui fondi comuni. La corsa ai salvadanai digitali per riscoprire anche il risparmio. Osservatorio Assofin Nomisma Crife Ipsos, le famiglie pagano elettronicamente il 24% dei consumi, obiettivo convincere gli italiani a usare le carte anche per le spese piccole. Mentre sempre da Avvenire, recovery fund, il rischio tempi, si confida su Angela Merkel, e poi l'Azerbaigian, a pagina 14 del quotidiano di ispirazione cattolica, il caso appunto dell'Azerbaigian. La Turchia getta la maschera, il pezzo di Luca Geronico appunto sul caso della Turchia, che è sempre più chiaramente dietro all'attacco contro gli armeni sostanzialmente. Un caccia abbattuto da un aereo turco, la Turchia smentisce l'attacco nello spazio aereo dell'Armenia, ma insiste: siamo pronti a intervenire, sono almeno 100 le vittime dopo 3 giorni di battaglia, ormai si combatte anche fuori dal Nagorno-Karabakh, scrive il quotidiano cattolico, dal quale ci congediamo con un riferimento a pagina 27 sulla questione dell'auto elettrica. A parlare, in questo caso, dell'auto elettrica è Roberto Di Stefano, responsabile della divisione elettrificata di Fiat Chrysler Automobile, della FCA sostanzialmente. L'auto elettrica vince se è facile, titola Avvenire in questo primo piano, in questo focus, con il responsabile di Fiat Chrysler del settore in questione. Così metteremo gli italiani in condizione di scegliere e usare una vettura a batteria. La pandemia non ci ha penalizzato. Con ciò lasciamo anche Avvenire e diamo un'occhiata alla prima pagina del Manifesto. Ricoveri d'urgenza, titola il quotidiano comunista, sui 750 miliardi per rilanciare i paesi piegati dalla pandemia e crisi di nervi. In Europa è scontro sul rispetto dello Stato di diritto. In Italia Conte pensa a una squadra di controllori per evitare di perdere i fondi e Bonomi intima: vietato fallire o tutti a casa, così riassume il quotidiano comunista la questione europea. E lasciamo anche Avvenire per andare a dare un'occhiata invece al Tempo di Roma. Lasciamo il Manifesto oltre che Avvenire per andare al Tempo di Roma. Lasciamo cattolici e comunisti per vedere cosa scrive il direttore del Tempo, Franco Bechis. Conte nel gel fino al collo. L'affare si ingrossa, scrive il Tempo di Roma. L'azienda inguaiata con Ministero e Fisco, da cui Conte ha comprato l'igienizzante, il gel, si difende. Nuovi elementi sull'appalto più opaco di Palazzo Chigi, che ha premiato chi non pagava le tasse. Ci scrive l'amministratore della società di Cerignola, che ha fornito il gel per proteggere le mani di Giuseppe Conte e dei collaboratori di Palazzo Chigi. È Francesco Maffione, certamente persona in buona fede, scrive Bechis, tant'è che, lamentando la non piena veridicità del nostro articolo di ieri, fornisce elementi di dettaglio che confermano quanto abbiamo scritto, aggiungendo qualche particolare. Grazie a lui possiamo ricostruire uno degli appalti più oscuri della Presidenza del Consiglio dei Ministri, scrive Franco Bechis. Il 5 marzo scorso, quando il genere era scarso e perfino gli ospedali ne erano privi, Palazzo Chigi procede. Slogan: prima Conte, poi gli italiani. Era già accaduto 10 giorni prima, quando per la protezione di Conte si era fatta incetta delle ultime mascherine disponibili sul mercato. Ancora una volta senza gara, a trattativa diretta, si va a cercare il gel sanificante per le mani di Conte. Come avviene la ricerca? Non è noto, si va a colpo sicuro, si chiede alla Cerichem Biofarm di Cerignola. Una multinazionale? Ma no. Un colosso della farmaceutica? No. È una microazienda che nel 2017 ha fatturato 755.000 euro, ricavando un utile di 10.000. Nel 2018 fatturato 983.000, utile 11.000. Perché viene scelta da Palazzo Chigi? Ieri, con una battuta, abbiamo scritto che casualmente l'azienda si trova nella provincia di Foggia, la stessa del Premier.
L'amministratore dell'azienda dice che non corrisponde a verità che il presidente Conte si sia rivolto ad essa per le origini foggiane. È una precisazione curiosa, non l'abbiamo mai scritto, ma il dottor Maffione dell'azienda in questione di Cerignola fa un passo in più e dice: le informazioni ricevute dal direttore Bechis non sono del tutto precise perché il padre del premier ha origini cerignolane, ma il premier non ha mai avuto contatti con la nostra città. Mi fermo qui, commenta Bechis. C'è il secondo particolare strano. Quando Palazzo Chigi va a rifornirsi di gel da questa piccola azienda di Cerignola, il 70% del capitale della Cerichem Biofarm, nelle mani dei due fratelli Angela e Francesco Caiafa, era stato sequestrato dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento del Tribunale. Si contestavano da anni tasse non pagate da quegli azionisti. Il dottor Maffione conferma e precisa che la contesa col fisco non riguardava la società da lui amministrata, non l'abbiamo mai scritto, ma i suoi azionisti per altre vicende fiscali, e che alla fine dello scorso mese di giugno l'Agenzia delle Entrate ha accettato la proposta di dissequestrare quelle quote in cambio di una fideiussione bancaria. Non cambia nulla nella contesa col fisco, che è ad oggi aperta. Peraltro, se i due fratelli avessero fornito la fideiussione 2 anni prima, avrebbero evitato il sequestro delle azioni. Problemi loro. Torno a Palazzo Chigi, scrive Bechis. Era il caso che il capo del governo andasse a comprare per ben 3 volte il gel proprio lì, 5 marzo, 17 aprile, 4 giugno, fornendo fatturato e magari utili ad azionisti che il fisco considerava contribuenti non fedeli? E allora, che valgono tutti i predicozzi se poi proprio Conte, per igienizzare le sue mani, va a premiare chi è accusato di non aver pagato le tasse? Infine, la vicenda del sequestro del gel prodotto da questa azienda perché privo di autorizzazione sanitaria. È avvenuto alla Cerichem il 9 aprile. Ad opera della Guardia di Finanza, notizia pubblicata sulle agenzie. Maffione si difende, dice che il gel era in magazzino, non l'avrebbe venduto e aggiunge che il 21 settembre quell'autorizzazione è arrivata, ma non c'era quando Palazzo Chigi ha fatto i suoi acquisti per proteggere Conte e i dipendenti della Presidenza del Consiglio. E allora, conclude Bechis, perché hanno fatto quegli acquisti a Cerignola? Non esistevano altre ditte meno imbarazzanti? Una cosa capisco, il segreto tenuto da Palazzo Chigi sulle commesse e la pubblicazione delle stesse con mesi di ritardo, solo il 23 settembre, quando da 2 giorni tutto era tornato regolare. L'azienda che ha fornito l'igienizzante di Conte si difende ma peggiora le cose. Nuovi elementi sull'appalto a chi non pagava le tasse. Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione. Senza interruzioni. Compatibile con tutti i device. Le notizie, la compagnia. La musica scelta da chi la ama, la conosce e la vive. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando RPL. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Vai veloce tu! Chi ha parlato? Sono la Digital Radio! Ah, proprio te cercavo. Senti, non capisco assolutamente niente di questa cosa del DAB. Analogico che non sei altro. Il DAB è il sistema digitale per ascoltare la radio con il suono perfetto. Capito? Finalmente tutte le radio in vendita hanno il sistema DAB Plus per l'ascolto digitale, in auto e in casa. Ascolta le tue radio preferite con la Digital Radio, quella del suono perfetto. Dibidi dobidi DAB. Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Ed ora che tempo farà? Le previsioni meteo. A tutti buongiorno dal Centro Geofisico Prealpino. Tempo ancora stabile oggi prima della discesa di una saccatura sull'Europa occidentale con progressivo peggioramento delle condizioni meteorologiche. Oggi intanto abbiamo una giornata soleggiata su tutta la regione con solo qualche velatura di nubi alte in mattinata.
Fresco nelle prime ore del mattino, ma in giornata mite con temperature massime attese tra 20 e 23 gradi. In montagna zero termico attorno a quota 3300 metri. Nuvolosità in aumento domani, ma a tratti un po' di sole, in modo particolare sui settori orientali. Nel pomeriggio prime gocce su Valdossola e Verbano e poi piogge più diffuse nella notte anche in pianura. Venerdì cieli grigi con piogge anche a carattere di rovescio o temporale in intensificazione verso sera e localmente abbondanti a ridosso dei rilievi. Sulle Alpi limite neve attorno a 2500 metri. Tendenza per il fine settimana, sabato molte nuvole al mattino su Alpi e Prealpi con precipitazioni in graduale attenuazione, via via un po' più di sole a partire dalla pianura. Domenica infine schiarite sulla fascia padana, mentre lungo rilievi ancora nuvole e alcune piogge che diverranno poi nuovamente più diffuse in serata. Con questo è tutto, vi saluto e vi auguro una buona giornata. Avete ascoltato Che tempo farà? Le previsioni meteo. Intanto su RPL, dopo la rassegna stampa alle 9.30 abbiamo la seconda puntata di Gli Scorretti, la rubrica con Carlo Cambi. Parliamo dopo degli argomenti alle 9.30 fino alle 10.15, poi dalle 10.15 avremo Daniele Capezzone, poi Zoom con Antonino Danna e poi alle 12 abbiamo la consueta finestra sullo Spazio Talk, quest'oggi condotto da Carola Rossi. Buongiorno Carola. Buongiorno Giulio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, alle ore 12 di cosa parli? Allora, oggi è la puntata dedicata allo speciale salute e benessere, quindi oggi saremo come al solito in compagnia della dottoressa Rita Vescovo per parlare di due argomenti legati alla nostra salute, al nostro benessere, che apparentemente possono sembrare scollegati fra loro, ma che come vedremo oggi hanno delle forti connessioni. Ovvero avremo ospite insieme alla dottoressa anche la dottoressa Ilaria Belia, che è un'osteopata, che innanzitutto ci spiegherà un po' meglio nel dettaglio, ci aiuterà a capire di che cosa si occupa questa figura professionale e quali sono i campi d'applicazione, e soprattutto ci aiuterà a capire, ad andare a individuare un po' meglio quelli che possono essere i sintomi dei vari dolori che purtroppo, anche legati alla stagione che è appena iniziato, al brusco calare delle temperature, potrebbero cominciare a darci qualche problema. E vedremo tra l'altro in una appunto chiacchierata allargata tra la dottoressa Delia e la dottoressa Vescovo come spesso purtroppo i dolori, soprattutto legati magari a dolori cervicali piuttosto che a altri tipi di dolori, possono avere dei legami anche con quella che è poi la perdita dei capelli. Questo appunto è un tema apparentemente difficile da mettere in relazione per i non addetti ai lavori, ma in realtà oggi le nostre ospiti ci spiegheranno e ci daranno anche poi dei consigli pratici su come riuscire eventualmente a prevenire questo tipo di problematiche prima che arrivino ad essere delle proprie vere patologie. Quindi come sempre insomma uno spazio aperto durante il quale invito ovviamente come sempre gli ascoltatori a mettersi in contatto con noi in caso di dubbi o domande, perché ovviamente le nostre ospiti sono proprio a nostra disposizione per questo. Benissimo, appuntamento quanto mai utile, grazie mille a Carola Rossi e al suo talk dalle ore 12 alle ore 13. A più tardi Carola, grazie. A più tardi, grazie, buongiorno. Alle 13 scatta Il potere al popolo, potere ai territori, Pierluigi Negri con Sammy Varin. Pierluigi Negri ha battuto la sinistra al primo turno, neosindaco di Comacchio Ferrara, e poi Federico Bussolin, capogruppo della Lega Firenze, coordinatore regionale dei giovani. Potere al popolo alle ore 13 con Sammy Varin, mentre alle ore 9 facciamo un salto indietro con noi in qui Parlamento Marco Maggioni, deputato della Lega in Commissione Politiche dell'Unione Europea della Camera sul Recovery Fund, ci torneremo sopra, e poi Zoom dalle 10.35 alle 12 con Antonino Danna, sempre sui temi di attualità. Intanto torniamo nel quotidiano romano Il Tempo di Franco Bechis. Oltre al caso del gel e della ditta che non pagava le tasse scelta da Palazzo Chigi, il flop dei tamponi, il calcio a rischio, 14 positivi al Genoa e infine detenuti star, dalla cella alla TV, scrive Francesco Storace, agenti costretti a portare 4 carcerati da Genova a Roma per partecipare al programma televisivo Italia's Got Talent, nel curriculum penale dei concorrenti truffa, lesioni, omicidio e traffico di droga. E a Rebibbia parte un corso di pugilato. Interrogazione di Salvini al ministro Bonafede per chiarire una vicenda scellerata e vergognosa, dice il leader della Lega.
Ma poi c'è una novità, una questione della quale Antonino Danna e RPL si sono occupati a fondo in questi giorni, con il deputato leghista Lorenzo Viviani in primissima fila. I pescatori rapiti, Conte si sveglia, i familiari si incatenano in piazza Montecitorio, i pescatori rapiti in Libia. Solo allora il Premier li incontra con Di Maio. A convincere Conte a interessarsi al caso la denuncia in TV di una madre stanca di non avere risposte. Nei giorni scorsi il governatore siciliano Musumeci aveva esortato il governo a intervenire. Vedremo, speriamo. I pescatori sono in ostaggio in Libia. Mentre lasciamo il quotidiano romano e andiamo a vedere anche la prima pagina del Fatto Quotidiano. Il quotidiano diretto da Marco Travaglio oggi apre sul Covid, ospedali già pieni in 3 regioni. Se arriva la seconda ondata mancano 3.000 fra rianimatori e anestesisti in tutta Italia. Lo Spallanzani riapre il bunker, pochi letti in Campania e Liguria. Roma, Napoli e Genova, autonomia per soli 10 giorni, la mette giù dura il Fatto Quotidiano. Poi, super stipendi, il governo discute la proposta del Ministero del Tesoro di 5 nuovi direttori generali a 150.000 euro all'uno al Ministero dell'Economia, ma non strilla nessuno, perché non si chiamano Tridico, poverino, il presidente dell'Inps, attaccano solo lui, scrive il Fatto Quotidiano. Intanto i Benetton vanno alla guerra su autostrade, il governo prepara la revoca. La battaglia nata dopo il crollo del Ponte Morandi. I vertici Atlantia rigettano la richiesta di Palazzo Chigi di adeguarsi all'accordo del 14 luglio e accettare le richieste di Cassa Depositi e Prestiti. La vendita, dicono, può avvenire soltanto a prezzi di mercato. Poi c'è il caso Lega, i commercialisti spaccati, Scillieri contro Manzoni, atto illecito, scrive il Fatto in prima pagina. Cosa ha fatto l'Inps? Cassa integrazione pagata a 3.400.000 persone, 20.000 in lista d'attesa. Quanto è bravo Tridico, continua a dire il Fatto Quotidiano. Il Becciu Gate, altre case a Londra, altri soldi svizzeri, ipotesi riciclaggio a Roma. Nelle pagine interne poi la prima crepa in Lega, così sparirono 178.000 euro, un comune della Valseriana, 10 terreni edificabili, 3.000 metri quadri acquistati da Immobiliare Andromeda, venduti dalla famiglia Testa di Clusone. L'inchiesta sui presunti fondi neri Lega, scrive il Fatto, riparte da Onore, 900 abitanti, e da una consulenza falsa, secondo la procura. È la prima certezza nel ginepraio di fatture costruito dai commercialisti vicini alla nuova Lega di Salvini, certezza puntellata dalle parole a verbale del commercialista Michele Scillieri, indagato per peculato, agli arresti domiciliari come i colleghi Manzoni e Di Rubba. Sul tavolo dei magistrati una presunta consulenza, 178.000 euro, finita alla SDC riferibile a Manzoni. Soldi bonificati da Andromeda, la società della compravendita dell'immobile di Cormano, pagato con 800.000 euro dalla Fondazione Regionale Lombardia Film Commission. Dei terreni parlerà Manzoni al procuratore aggiunto. Fusco, i soldi che riceve la SDC da Andromeda non c'entrano con la vendita del capannone. Quel bonifico riguarda un'operazione di un terreno in Valseriana intestato ai Testa, ma la versione non convince i magistrati. Scillieri conferma il sospetto. È stato coinvolto nella vicenda. Il commercialista, nei cui uffici ha eletto primo domicilio la nuova Lega di Salvini, a verbale spiega che le due operazioni non sono collegate. Da qui l'ipotesi: il denaro ricevuto da SDC proviene dal peculato di Film Commission. Ora, gira che rigira, se la procura ha ragione, trattasi di eventuale appropriazione da parte di commercialisti, e poi c'è da vedere se indebita o no. È tutto da vedere. Ora, Lega è un titolo un po' curioso, perché Lega in questo caso, che ha fatto la Lega? Comunque i commercialisti certamente vicini alla Lega, il nuovo fattispecie penale, come l'ha individuata giustamente il fine giurista Daniele Capezzone, mentre sono 2 pagine dedicate al Becciu Gate dal Fatto Quotidiano. Nuove case a Londra, soldi svizzeri, scoop del Financial Times. È tornato il regista, possiamo approfittarne per mandare un pezzo musicale, visto che la fauce si sta seccando, quindi sentiamo un po' di buona musica, va là.
La passione di Matteo Johann Sebastiani, nato a Weimar in Turingia, oggi il 30 settembre del 1622, musicista e compositore tedesco. Ma noi torniamo ai nostri bei quotidiani, lasciamo col Becciugate il Fatto quotidiano, al quale non c'è da segnalare altro, e andiamo a vedere anche il Foglio, niente po' di meno che, non ci facciamo mancare nulla. Il Foglio di Cerasa e Ferrara apre la sua prima pagina con i ROS che vanno a prendere una jihadista italiana in Siria e lei si dice felicissima. Il declino dell'ISIS, scrive Daniele Raineri, è fatto di queste capitolazioni. Torniamo in Italia, Confindustria striglia il governo, Di Maio parla, Crimi paga, scene inedite nel conclave dei ministri 5 Stelle in agriturismo, 50 euro di mancia e autisti senza cena. Come sono messi male questi qui. Tra Zingaretti e Conte, Gualtieri rimane stretto, il MES conviene ma può attendere, MES sì in dubbio, il MES non può essere altro debito, meglio i decreti sicurezza, dice l'amico di Gualtieri Claudio Mancini. E poi ancora buona agenda Bonomi, il capo di Confindustria offre idee preziose a Conte specialmente sul lavoro. C'è il buzzurro Trump, tracciamoci tutti, l'hanno fatto i giornalisti inglesi, lo possono fare anche i giornali italiani. Regaliamo a tutti uno spazio a Immuni sabato prossimo, tracciamoci tutti, scrive il Foglio in prima pagina. Poi l'Eurodestra OGM, il gruppo di Giorgia Meloni, senza Orban è vuoto, se il premier ungherese trasloca dal PPE si intende più con Fratelli d'Italia che con Salvini. Tutta roba molto eccitante in prima pagina sul Foglio di oggi, mentre lasciamo il Foglio e andiamo a vedere anche il Giornale di Alessandro Sallusti. L'apertura di prima pagina del Giornale dedicata a tamponi sotto accusa. Si parla del calcio, il calcio nel pallone, il caso Genoa scuote lo sport e riapre il dibattito sui test. Il professor Bassetti, già citato, Genova dice troppi positivi non hanno sintomi, asintomatici ed è lite fra i virologi, scrive ancora il Giornale. Formula caos, con il boom di positivi, partite in bilico nel calcio, si rischia lo stop totale, la Waterloo dei tamponi, l'ha definita il professor Bassetti. Berlusconi negativo al Covid, compleanno tra lavori e regali, anche Putin, Ciumbia, ha chiamato il cavalier Berlusconi, ieri 84enne, e poi Candiani, Lega spiega la 3 giorni siciliana che noi seguiremo naturalmente da domani. La Lega non attacca i magistrati, non sarà una manifestazione contro le toghe ma un'occasione per parlare di come si può migliorare l'Italia, dice il commissario della Lega in Sicilia, il senatore Stefano Candiani, sulla 3 giorni che prenderà il via domani a Catania in occasione del processo di Salvini per il caso Gregoretti. No al sussidistan, dicono gli imprenditori al governo Conte. E poi il professor Marco Gervasoni, cosa cambia con Giorgia Meloni leader in Europa, mentre Gian Michalessin a commentare Mamma Isis, Alice Brignoli ritornata in Italia. Portarla a casa e processarla è un dovere, scrive Michalessin. Articolo di fondo del direttore Sallusti, Travaglio difende Tridico, il rastrellatore che ora contesta i rastrellamenti, la definizione che abbiamo usato, che abbiamo commentato ieri, quella usata da Travaglio, i rastrellamenti contro Tridico, è la definizione che ha colpito anche Daniele Capezzoni, di cui abbiamo parlato ieri, come se fossero rastrellamenti fascisti, quelli verbali, le accuse o comunque diciamo le opinioni a proposito di Tridico. Adesso esprimere un'opinione su Tridico significa essere dei rastrellatori nazisti. Per quanto riguarda la Lega, non sarà una manifestazione contro i magistrati, ma per parlare di come si può migliorare l'Italia, dice il senatore Candiani, commissario Lega in Sicilia, 3 giorni al via domani per il processo a Salvini, caso Gregoretti. Niente attacco ai giudici, assolutamente, non si tratterà di un processo contro i magistrati. A Catania, peraltro, è stata chiesta l'archiviazione del caso. Saremo a Catania per fare politica tra la gente, parlare di soluzioni per il paese. Un'occasione straordinaria di incontro con la gente dopo il periodo terribile in cui tutto è stato chiuso. Vogliamo costruire ragioni di incontro politico sul futuro dell'Italia. Il fatto di farlo a Catania trova la coincidenza della presenza di Salvini per il processo. Sarà anche la chiusura della campagna elettorale per le comunali. Quante persone previste? Migliaia. Ci saranno 3 giorni di confronti e dibattiti, tavole rotonde e talk. Parleremo di infrastrutture, economia, compressioni della libertà, Covid, immigrazione e molto altro. Venerdì mattina, Giorgetti Miccichè. Non si discuterà solo di Sicilia, ma dell'Italia vista dalla Sicilia. Si conclude il tutto con l'intervista di Maria Giovanna Maglie a Salvini.
Il processo non sfugge a nessuno l'ingiustizia che sta portando Matteo Salvini in tribunale. La vogliamo affrontare guardando al futuro. Magari a qualcuno, dice Candiani, farebbe comodo distrarci, vederci obbligati a ragionare solo di vicenda giudiziaria. Invece noi la affronteremo come ha fatto il capitano, distribuendo la memoria che tutti potranno leggere per comprendere un processo del tutto politico. Abbiamo notizia che a Catania si stanno dando appuntamento gli odiatori della sinistra da piazza. La cosa paradossale è che quelli che vengono a darti lezioni di democrazia sono quelli che vanno in piazza a odiare, ma davanti al tribunale ad alzare la voce ci saranno loro. Noi saremo al porto a confrontarci sulle soluzioni per l'Italia, dice il senatore Candiani, intervistato da Il Giornale stamattina, mentre è pronto il consiglio di amministrazione di Stellantis, le nozze Fiat Chrysler Peugeot, e il presidente Elkann chiama il cugino Agnelli, 11 membri, Robert Peugeot numero 2 e Tavares amministratore delegato, Manley possibile capo negli Stati Uniti. Fiat Chrysler e Peugeot hanno tolto il velo al consiglio di amministrazione di Stellantis, il quarto gruppo mondiale auto, la cui nascita è attesa primo trimestre dell'anno prossimo. Nel 2021 $9,5 milioni, ciò che FCA deve pagare negli Stati Uniti dopo aver chiuso un contenzioso con la società di borsa, la SEC. Sindacati italiani delusi per la non presenza nel futuro esecutivo, scrive Il Giornale, che lasciamo anch'esso per andare a dare un'occhiata al quotidiano nazionale, Giorno, Nazione e Resto del Carlino. In prima pagina su Il Giorno arrivano i test rapidi nelle scuole anti-Covid. In caso di sintomi la velocità del responso elimina la fase di incertezza e consente di bloccare il contagio, ma è battaglia sui tamponi. Per Crisanti vanno aumentati, per il professor Bassetti di Genova no, perché sono fuorvianti. Sulle misure antimovida, giro di vite a Bologna, così il quotidiano nazionale in primo piano. Primo piano sul quotidiano nazionale, mascherine obbligatorie in centro, Bologna si blinda nei fine settimana, ma c'è anche un altro servizio sul Covid, è ufficiale, c'è un legame fra smog e Covid. La pianura padana è come una stanza chiusa, lo studio della Società di Medicina Ambientale. L'inquinamento è stato un'autostrada per la diffusione del contagio. A Bergamo, già a fine febbraio, pezzi di patrimonio genetico del coronavirus erano mescolati alle polveri sottili in atmosfera. Così sintetizza il quotidiano nazionale. Che passeggiate nel centro di Milano sotto il cielo grigio dell'inverno o fra le nebbie dei paesaggi sugli argini del Po. Non fatevi illusioni, è come se foste chiusi in una stanza col soffitto di qualche decina di metri. Nel bacino padano respiriamo tutti la stessa aria, ferma e inquinata. Per il coronavirus è un'autostrada aperta. Dopo mesi di ipotesi, la certezza del legame fra lo smog e i primi focolai Covid lombardo-veneto-emiliani. Lo spiega Alessandro Miani, presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale, che annuncia l'uscita sul British Medical Journal del report da 7 mesi sotto esame da parte della comunità scientifica mondiale. Un lavoro fatto con i ricercatori delle università di Bologna, Trieste e Bari. A marzo abbiamo avvertito i decisori politici, piena emergenza Covid, che la distanza di sicurezza di 2 metri ridotta a 1 metro per ambienti indoor, non era sufficiente e che era necessario obbligare all'uso della mascherina tutti i cittadini in ogni luogo aperto. Abbiamo ottenuto la prova dell'interazione tra particolato atmosferico e virus quando abbiamo isolato tracce di RNA in campioni provenienti da filtri di raccolta delle polveri sottili prelevati in provincia di Bergamo durante l'ultima serie di picchi di sforamento avvenuta a fine febbraio, quando le curve di contagio hanno avuto un'improvvisa accelerata. Tradotto, nell'area di Bergamo a febbraio c'erano pezzi del patrimonio genetico del SARS-CoV-2 mescolato al PM10. Altro che distanziamento. Così sul quotidiano nazionale, mentre andiamo a vedere anche il Sole 24 Ore, che dà ampio rilievo naturalmente alle posizioni del presidente della Confindustria Bonomi. Coraggio, visione, un grande patto per l'Italia. L'intervento del presidente Bonomi all'Assemblea Generale di Confindustria. Un nuovo grande patto, una visione lunga sugli obiettivi e la proposta di Carlo Bonomi, presidente di Confindustria. Servono coraggio e scelte controvento, ha detto Bonomi,
necessitano progetti chiari per utilizzare i fondi del Recovery Fund e per attivare il MES. Bonomi ha ribadito l'urgenza di modificare il sistema degli ammortizzatori sociali e annullare quella parte del reddito di cittadinanza che non crea lavoro. Sul fisco il Presidente ha proposto che i lavoratori dipendenti versino l'IRPEF come gli autonomi, sollevando le imprese dal ruolo di sostituto di imposta. Sul fronte contratti, ha detto Bonomi, non siamo noi a bloccarli, per noi valgono le regole firmate 2 anni fa. C'è qualche furbo che si inventa polemiche. Fermo il no al salario minimo, mentre bisogna avere una visione diversa dei sussidi. Non vogliamo diventare il sussidistan, ha detto il presidente di Confindustria. Sui fondi europei, con gli effetti della pandemia, serve un'operazione verità sui conti pubblici. La rinuncia al MES senza condizionalità è un danno certo. Cultura anti-industriale nel mirino di Bonomi. Gli imprenditori non si fanno intimidire da buste inviate con dentro proiettili e da pacchi bomba spediti per posta, ha detto ancora il presidente della Confindustria. Le prime pagine sono dedicate tutte a Bonomi, ma c'è anche in prima pagina la questione Atlantia, Benetton, che respinge l'ultimatum sulle autostrade. Atlantia tende una mano al governo ma non offre soluzione alla questione autostrade. Questa è la sintesi delle 2 lettere inviate ieri da Atlantia a Palazzo Chigi, al Ministero Infrastrutture, Economia e Finanze, a cui è demandata la decisione sulla potenziale riapertura della revoca della concessione. Su garanzie, manleve e debito resta la distanza con la Cassa Depositi e Prestiti, scrive il quotidiano di Confindustria, che poi fa i punti della relazione di Bonomi. Che cosa ha proposto Bonomi? Un recovery plan per l'industria. Per il recovery plan Bonomi indica il modello del piano francese, diviso in 3 filoni: sostenibilità ambientale, inclusione sociale, competitività delle imprese. Su quest'ultimo aspetto 25 miliardi per incentivi all'innovazione e al trasferimento tecnologico, 10 di riduzione di imposte dirette. Poi il MES va preso, bisogna utilizzare il MES per la sanità, no alle statalizzazioni, Erma Marcegaglia alla testa del B20, per Bonomi la presidenza italiana del G20 è un'occasione, le misure di stabilizzazione dei mercati dopo il 2008 ebbero una prima cornice grazie alle decisioni del G20, oggi serve una riedizione e nella sfida del G20 Confindustria sarà in prima fila con Emma Marcegaglia a presiedere il B20, che è lo strumento che coordina l'apporto delle associazioni produttive di tutti i Paesi membri, gli imprenditori insomma. Stop alle imprese come sostituti di imposta, fisco ai lavoratori dipendenti, siano i lavoratori dipendenti a versarsi le loro tasse come gli autonomi. E poi appunto ancora sulla cassa integrazione, politiche attive, eccetera, eccetera. Questi sono un po' i temi fondamentali toccati dal presidente della Confindustria, come li riassume il Sole 24 Ore. Sempre dal Sole 24 Ore un articolo dedicato al Recovery Fund, 40 miliardi al digitale, soltanto 20 alle infrastrutture. Il governo mette sul tavolo i primi numeri, al verde, al green 75 miliardi, una fetta consistente al super bonus, però siamo ancora talmente in acqua alta per quanto concerne il Recovery Fund che è meglio darsi alla musica, sempre con i compleanni. Ci tocca il 30 settembre, oggi, ma del 1917, assistere alla nascita di Bernard, detto Buddy Rich, ebreo-americano, batterista statunitense, considerato il più grande batterista di tutti i tempi per tecnica, velocità, potenza, creatività. Un autodidatta immensamente dotato, in molti lo hanno definito così. Qui sentiamo Bernard, detto Buddy Rich, in Bugle Call. Bugle Call è lo squillo, il richiamo della tromba. Bugle Call Reg, 1982.
Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore. Per amore della radio. Una grande storia meritava uno straordinario futuro. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione, senza interruzioni. Compatibile con tutti i device. Naviga, esplora e scopri l'universo dell'audio. Ti sorprenderà. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Qui Parlamento. E apriamo la parentesi, come dicevo prima, del Qui Parlamento in collaborazione con il gruppo della Lega alla Camera, con Marco Maggioni, deputato in Commissione Politiche dell'Unione Europea della Camera. Buongiorno Maggioni e grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti. Abbiamo appena parlato di Recovery Fund sulla scorta anche delle parole del Presidente della Confindustria Bonomi. Maggioni, voi avete denunciato come deputati in Commissione Politiche dell'Unione Europea il fatto che la maggioranza sia priva, a vostro avviso, di strategia sull'utilizzo delle risorse. Ecco, partiamo da un passo indietro. Queste risorse sono cosa buona oppure sono talmente sottoposte a condizionalità da essere un pessimo affare per l'Italia? In realtà dovremmo muoverci ancora prima, e capire se queste risorse possono arrivare oppure no, perché qui la situazione si fa molto molto complicata. Il quadro europeo sembrava che dopo la riunione dei capi di governo di luglio avesse deliberato l'erogazione di questi fondi che sarebbero arrivati rapidamente. In realtà stiamo vedendo quanto sta succedendo in questi giorni con le polemiche dell'Unione Europea contro i paesi di Visegrad, e abbiamo poi il voto che deve essere espresso dai 27 parlamenti sull'accordo in base al quale arriverebbero i fondi del recovery, e questi parlamenti non è detto che diano tutti l'ok. Penso ad esempio all'Olanda, dove il governo di Rutte ha una maggioranza molto traballante. Penso ad esempio alla Svezia, dove il governo si basa su una maggioranza anche in quel caso ballerina, e addirittura si parla di governo di minoranza. Quindi la domanda numero uno è: ma questi fondi arriveranno oppure no? E su questo già ieri ad esempio il ministro Amendola si è espresso dicendo che è tutto in discussione. In audizione alla Camera, su una mia precisa domanda, il ministro Amendola ha dovuto ammettere che ci sono dei forti rischi che il Recovery Fund alla fine scoppi come una bolla di sapone. Quindi la prima domanda è se questi fondi possono concretamente arrivare oppure no. Nel momento in cui dovessero arrivare, allora poi si aprirebbero le modalità di erogazione. E allora qui abbiamo anche qui ci sono tutta una serie di paletti, perché non è che arrivano i soldi e qui a Roma si mettono a spendere e spandere, come si dice. Devono comunque sottostare a tutta una serie di vincoli, devono presentare dei progetti che vengono elaborati, valutati e analizzati in sede europea. A quel punto si viene finanziati in base al singolo progetto che Roma va a presentare, e nel momento in cui in sede europea qualche Paese membro dovesse valutare che i soldi non vengono spesi nella maniera che si era previsto, possono utilizzare il famoso freno di emergenza, per cui sollevare la questione davanti al Consiglio europeo e alla Commissione e mettere in discussione l'erogazione dei fondi. Per cui è comunque un percorso che sia sulla genesi del Recovery Fund sia poi sull'erogazione successiva è comunque un percorso ricco di grossi ostacoli. Ecco, Maggioni, ma è lecito secondo lei farsi questa domanda? La domanda seguente:
perché devo comunque infilarmi in un percorso che bene o male, no? C'è chi dice i tassi dei prestiti europei, sia il MES che il recovery sono bassi o addirittura negativi o a zero, non ci sono condizionalità, ce ne sono poche, però diciamo mi devo infilare in un percorso che sostanzialmente significa, comunque la si voglia vedere, un atto politico di cessione di sovranità in estrema sintesi, no? Che sia poca, che sia tanta, non è quello il punto. Laddove invece io posso finanziarmi come Stato tranquillamente emettendo titoli di Stato, che sono poi comprati anche dalla BCE, con tassi di interesse che sono addirittura inferiori rispetto a quelli del MES o del Recovery Fund. Perché scegliere quella strada lì quando ne ho un'altra a disposizione più libera, più autonoma? Ha senso questa domanda secondo lei? Sì, è una domanda che ha senso perché se io mi finanzio sul mercato dei titoli di Stato ho un'erogazione di fondi che ha semplicemente la condizionalità del restituire a chi mi presta denaro il denaro che mi ha prestato, quindi la classica il classico rimborso a scadenza dei buoni del Tesoro e il tasso che vado a pagare periodicamente, nel caso del BTP ogni 6 mesi vado ad erogare la cedola al possessore, al sottoscrittore del buono. Quindi è un'erogazione quella immediata e che ha soltanto questi due vincoli, ma come peraltro esiste già per tutti i possessori di BTP. Sicuramente identificarsi in una situazione dove l'erogazione dei fondi è soggetta a valutazioni, presentazione di progetti, difficoltà poi nella spesa, vincoli e controlli su come poi questi soldi vengono spesi, è una strada molto molto più complicata che non emettere dei buoni del tesoro. Questo senza il minimo dubbio. Penso che chiunque conosca un po' di finanza pubblica non possa non ammetterlo, o se non lo ammette perché è in malafede. Allora, come va a finire secondo lei? Visto che anche il presidente di Confindustria dice dobbiamo assolutamente fare il MES, dobbiamo assolutamente fare il Recovery Fund, dobbiamo e faremo? Ma io penso che questa maggioranza si sia già espressa in modo chiaro, nel senso che sul fronte Recovery Fund lo utilizzeranno, e anzi abbiamo visto a luglio arrivare tutto tronfio il Presidente del Consiglio in aula alla Camera, sembrava quasi Cesare che rientrava dalle Gaglie, dicendo di aver vinto in questa trattativa europea, di aver portato a casa quasi 209 miliardi di euro, quindi loro sicuramente utilizzeranno e vorranno utilizzare il Recovery Fund. E sul MES ci sono ancora delle tensioni all'interno della maggioranza, tant'è vero che ieri noi ci siamo astenuti nella relazione che doveva un po' indicare le priorità di spesa del Recovery Fund, perché la relazione che è stata presentata è una relazione che conteneva praticamente il nulla, e quindi non era votabile, perché uno non può giudicare il nulla, in quanto nulla non presenta delle indicazioni. Hanno portato questo documento di più di 80 pagine, dove però, al di là di un libro dei sogni, senza indicazioni chiare dal punto di vista economico, ecco, è un testo assolutamente invotabile. All'interno di questo testo non si faceva riferimento, ad esempio, al MES, cosa che evidentemente in un testo economico che parla di fondi europei non puoi non citare, quantomeno come scenario ipotetico. Invece loro, evidentemente per tensioni all'interno della maggioranza, hanno preferito non parlare di MES per paura di ingenerare evidentemente tensioni ulteriori tra PD e 5 Stelle. Noi, la nostra posizione sul MES è chiara ed è una posizione di contrarietà, però nella relazione che hanno presentato era plastica la non visione di quello che potrebbe essere uno scenario futuro. Quindi un PD 5 Stelle che non hanno intanto ancora trovato una quadra su quali fondi e come attingerli, e poi non hanno una visione di paese. Allora, ultima questione, Maggioni, ce ne sarebbero tante ovviamente, ma abbiamo poco tempo, ma non è ipotizzabile, anche questo è un punto di domanda, mi faccio da cittadino prima di tutto,
Siccome la maggioranza scricchiola di suo per tanti aspetti, però sta lì. Siccome è stata oggetto di critiche anche abbastanza pesanti dal mondo produttivo, imprenditoriale, eccetera, non è che adesso, siccome anche il presidente di Confindustria dice ok MES, ok recovery, ragioniamo, facciamo patto sociale, sia questo proprio il terreno nel quale si ricompatta tutto e si crea quindi una forza di governo ancora più solida di prima, appoggiata anche dalla Confindustria e dalle imprese sul terreno comune del usiamo bene i fondi? Sì, può succedere, anzi è estremamente probabile che accada. Arrivando se dovesse arrivare questi fondi, un po' tutti si accomoderanno a tavola nel tentativo un po' di andare a distribuire a spaglio tutte queste risorse in grande quantità potrebbero arrivare dall'Unione Europea. Qui il tema è poi questi fondi anche come vengono spesi, cioè, mi viene la pelle d'oca a pensare che chi ha fatto del sussidio di Stato una bandiera politica possa avere a disposizione 209 miliardi da distribuire. Ieri sono stati indicati anche nella relazione portata dal deputato del PD De Luca la possibilità di distribuire 50% dei fondi al sud, ma io credo che non si può già in questa fase parlare di 40, 50, 30%, cioè bisogna vedere i progetti. Ecco, il fatto che ci sia una valutazione spannometrica di come andare a distribuire questi fondi è veramente qualcosa che allarma, cioè vediamo i progetti e poi bisogna capire questa allocazione di risorse dove conviene spenderle in base poi ai ritorni di prodotto interno lordo che possono esserci, perché se questi fondi arriveranno è chiaro che la spesa dovrà essere assolutamente oculata e queste risorse vanno messe dove conviene metterle, quindi dove ho poi un ritorno di prodotto interno lordo che mi consente di ripagare questo debito. Se le risorse che arriveranno verranno distribuite in modo assistenziale e in modo soprattutto improduttivo, allora quello è un debito che diventerà poi estremamente complicato per le generazioni future andarlo a ripagare. E allora a quel punto avremo seri problemi a livello di conti pubblici. C'è un'agenzia ANSA di ieri in tarda serata, i giornali non hanno ancora ripresa, dopo una lunga giornata di riunioni tecnico-politiche il governo ha trovato l'intesa, così recita l'agenzia ANSA, sul nuovo quadro macroeconomico da disegnare con la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza che viene presentato poi oggi in Consiglio dei Ministri. In soldoni, al di là delle previsioni di PIL, su cui è come discutere così di magia, diciamo così, la questione che ha sottolineato il ministro dell'economia Gualtieri è che ci sono margini di deficit per la prossima manovra di finanza pubblica da 21-22 miliardi e unitamente ai primi fondi europei avremo una manovra da 40 miliardi, ha detto il ministro Gualtieri. Commento, Maggioni? Il commento è che se fa i conti senza l'oste, cioè bisogna capire questi fondi europei se arriveranno, quando arriveranno, e probabilmente deve mettersi d'accordo con il suo collega di governo Amendola che ieri denunciava il fatto che queste tensioni all'interno dell'Unione Europea sull'uso e sull'erogazione del Recovery Fund hanno come rischio quello di far slittare molto più avanti appunto l'arrivo di questi fondi. Quindi se lui calcola in questo documento di economia e finanza 40 miliardi che dovrebbero arrivare dall'Europa, questi 40 miliardi ad oggi non ci vede nemmeno l'ombra e non si vede nemmeno all'orizzonte la possibilità che arrivino. Quindi io quello che sto vedendo è che tendono a inserire nei bilanci dello Stato fondi ma di cui poi non c'è concretezza di erogazione. Cioè, tu non puoi fare un bilancio sulla base di quello che probabilmente arriverà, tu devi fare un bilancio su quello di cui hai certezza che arrivi e che entri nelle casse dello Stato, altrimenti stiamo facendo fantafinanza. Allora, io ringrazio Marco Maggioni che è stato con noi e intanto buona giornata Maggioni, grazie mille, buon lavoro. Buona giornata a voi, grazie. Avremo modo di risentirci, intanto chiudiamo qui il nostro Qui Parlamento. Qui Parlamento.
E torniamo alla nostra amatissima carta stampata, prima però della robaccia musicale. Cosmic Dancer, 30 settembre 1947, nasceva a Londra Mark Bolan, nome d'arte di Mark Felder, che moriva 30 anni dopo, nel 77, prematuramente. È stato cantante, chitarrista, compositore, frontman della band Tyrannosaurus Rex, il cui nome verrà abbreviato in T-Rex dal 67 all'anno della morte, 10 anni dopo, in un incidente stradale nel 77. Molto popolare in Gran Bretagna negli anni 70, fondatore del cosiddetto glam rock, genere poi perfezionato da David Bowie. Avete sentito sicuramente echi della musica di David Bowie anche in questo pezzo. Ma poi c'è un illustre compleanno con cui concluderemo il nostro giro tra i compleanni in musica, ne parlano anche i giornali di oggi. Intanto, a proposito dei giornali di oggi, torniamo a che cosa? Al Italia Oggi di Pierluigi Magnaschi mette in primo piano oggi, in prima pagina, la vediamo subito, la questione del 110%, il super bonus di ristrutturazione. Il ministro dello sviluppo Patuanelli dice che sarà permanente, un testo unico per raggruppare tutte le norme, comprese quella sulla cedibilità dei crediti fiscali. Il super bonus, sono felice di averlo creato, proporrò di prolungarlo oltre la scadenza, diventi permanente, e poi un testo organico in modo che entri stabilmente nel nostro orientamento. Poi in prima pagina su Italia Oggi la rubrica diritto e rovescio, il corsivo del direttore. Il mezzogiorno sta cambiando in meglio, ma nessuno nelle altre parti d'Italia se ne accorge, perché la RAI, TV pubblica, non ne parla. Ad esempio a Reggio Calabria è stato plebiscitato il candidato di centrodestra Antonino Minicucci,
che dopo aver guidato comuni come Genova è andato in pensione, si è messo con la sua competenza gestionale al servizio della propria città. Il suo programma è: voglio che Reggio Calabria diventi come una città del nord, pulita, ordinata, senza spazzatura per le strade. L'acqua deve arrivare sempre in tutte le case. Le 35.000 pratiche di condono edilizio vanno smaltite per dare una risposta ai cittadini e raccogliere fondi. Sempre a Reggio Calabria, nota Italia Oggi il direttore Magnaschi, il candidato Klaus Davi, svizzero, residente a Milano con la R francese, ha preso da solo il 4,4% dei voti, il doppio preso dalla lista 5 Stelle. Per non dimenticare che in meno di una settimana De Luca PD ha già fatto la sua nuova giunta. Così scrive Italia Oggi sul Sud che migliora. Pagina 2, Marino Longoni: in Italia le riforme peggiorano le cose, fatte dai burocrati non agevolano certo i cittadini. Esiste ancora una giustizia civile? Tutti i ministri della giustizia negli anni hanno cercato e spesso adottato misure per accelerare i processi, dalla legge Pinto, tempi stringenti per definire le liti, prevedendo anche sanzioni in caso di inadempimento, ai tentativi di degiurisdizionalizzazione, cioè soluzione controversie fuori dal tribunale, e l'aumento del costo delle liti. Ma la situazione non è migliorata, è peggiorata. Per fare qualche esempio, un decreto, Presidente Sezione Civile Corte d'Appello Caltanissetta, pochi giorni fa dispone rinvio udienze fissate al 29 ottobre per il 21 o il 22 2022. Così chi aveva una causa pendente dal 2014 aspetterà fino al 21 o al 22. Non stiamo parlando di un caso, ma di situazioni che si presentano spesso, soprattutto in certe sedi. Qual è il motivo? Disorganizzazione, incapacità, menefreghismo. La giustizia lenta può far comodo agli avvocati, può non essere problema per i giudici, ma ci sono probabilmente ragioni più profonde. È comune alle strutture burocratiche italiane, giustizia, scuola, sanità, difesa, la tendenza, conclude Longoni, a trasformare quello che dovrebbe essere un servizio per i cittadini in una comfort zone per i funzionari. Non a caso tutte le riforme tentate nei decenni hanno fallito l'obiettivo e hanno avuto ricadute favorevoli solo per gli addetti alla macchina. Così Marino Longoni su Italia Oggi. A pagina 5 Domenico Cacopardo sul governo: rischiamo di perdere tutti gli autobus mentre gli altri paesi stanno lavorando ai dossier per acquisire i fondi europei. Conte, anziché dare gas alla macchina, preferisce rinviare. Non infierirò sugli altri dossier che si sono arenati indecorosamente, a dimostrazione che nessuno nasce imparato e tutti i ministri e sottoministri grillini ignorano l'ABC dell'amministrazione dello Stato. Ricorderò invece ai lettori che questa svolta epocale Recovery Fund non è affatto a portata di mano, ma è da conquistare dopo un percorso di guerra. Girando pagina 6, in tema di Europa, il puntuale contributo dalla sua torre di controllo, il titolo della rubrica di Tino Oldani, Zero Hedge, che svela la mappa dei falchi e delle colombe nella Banca Centrale Europea. L'Italia guida le colombe, Germania, Olanda e Austria i falchi. Non è una gran novità, è una certificazione. Mentre a proposito di Germania c'è una bella intervista di Alessandra Ricciardi a pagina 9 di Italia Oggi a Gabriel Felbermayr. Chi è? È un economista, è direttore dell'IFW Kiel Institute for the World Economy, istituto di ricerca tedesco di economia mondiale, che spiega oggi in un'intervista che alla Germania conviene sostenere l'Italia. L'Italia vende alla Germania prodotti industriali e consuma beni tedeschi. Per la Germania l'accordo Recovery ha segnato uno storico cambiamento. Per la prima volta il paese ha accettato che l'Unione Europea si assuma debiti e paghi sovvenzioni per 390 miliardi, quanto l'intero prodotto interno lordo dell'Austria, senza condizioni rigorose. È un passaggio nella direzione della competenza fiscale dell'Unione Europea, a cui la Germania si era da sempre opposta. Un prerequisito per una ripresa dell'industria tedesca è la ripresa di importanti regioni fornitrici, ad esempio il nord Italia o il Grand Est francese. E l'Italia è uno dei mercati più grandi per le aziende tedesche. Se l'Italia rimane debole, la Germania perderà entrambi, un mercato importante e un fornitore innovativo e affidabile. Così la vede l'economista tedesco intervistato da Alessandra Ricciardi su Italia Oggi, Gabriel Felbermayr, a pagina 9. Intervista molto interessante, mentre sempre dal quotidiano diretto da
Magnaschi. Andiamo a dare un'occhiata anche agli altri articoli degni di nota. Per la politica interna, il pezzo di Carlo Valentini su Forza Italia, primo partito, segue PD, sono le città al ballottaggio. A Reggio Calabria il ricandidato sindaco PD ha perso metà dei voti, forse decisiva un'ex renziana, oggi con fiamma tricolore. Vedremo poi i risultati del secondo turno delle elezioni amministrative, del ballottaggio. Mentre scrive il professor Gianfranco Morra, se vuol sopravvivere Salvini deve modificare la sua posizione antisistema in politica estera. E sempre dal quotidiano diretto da Pierluigi Magnaschi diamo uno sguardo anche alla pagina dell'estero, le notizie mai lette in Italia. Una cosa curiosa viene dalla Francia: un cane robot per missioni rischiose, telecomandato, utilizzato per interrare i rifiuti nucleari, creato dall'École du Mines di Nancy in Francia, è innovativo rispetto agli umanoidi. È un robot tipo cane a 4 zampe, appunto, da usare per delicate mansioni. Mentre lasciamo Italia Oggi e a questo punto torniamo molto rapidamente alle pagine interne del Corriere della Sera. No, abbiamo già visto il Corriere della Sera, chiedo scusa. Torniamo a dare un'occhiata invece alle pagine interne del quotidiano La Verità. La Verità che apre, come dicevamo, il suo primo piano sulla questione dei danni del coronavirus, ma anche su una questione completamente trascurata dagli altri quotidiani di oggi. La mozione del centrodestra, che chiedeva di rendere pubblici gli atti del Comitato Tecnico Scientifico, è stata respinta e così la Camera ha detto che i verbali del Comitato Tecnico Scientifico possono tranquillamente rimanere segreti. Gli italiani continueranno quindi a non sapere sulla base di quali argomentazioni tecnico-scientifiche il governo continuerà a limitare le loro libertà. Mentre sempre dalla Verità di oggi e a proposito dei fondi europei, il pezzo di Martino Cervo che abbiamo citato prima sul governo che deve fare la manovra europea senza poter spendere i soldi dell'Unione Europea. Si parla di sperimentazione senza animali, di inclusione, di biosostenibilità, di abbassamento delle tasse. Sono alcuni dei capitoli decisivi con cui vincere la sfida del Recovery Fund. Su questa questione però dell'abbassamento delle tasse, oggi la Repubblica, come abbiamo visto più velocemente prima, metteva in primo piano i propositi riformatori del governo, alla tedesca, la rivoluzione dell'IRPEF. Di che si tratta? Cerchiamo di capirlo un pochino più velocemente in questi 2 minuti che ci rimangono prima della conclusione della rassegna stampa e prima della rubrica di Carlo Cambi, Gli scorretti, che inizierà tra pochissimo, tra pochi minuti, come tutti i mercoledì ormai. Intanto dicevamo, Repubblica anticipa questo per quanto concerne la riforma delle tasse, la riforma fiscale sul modello tedesco, il piano del governo che prenderà corpo con la legge di bilancio. Oggi ci sarà il primo passo con la nota di aggiornamento al deficit. La prima questione allora è la riforma fiscale. Su cosa sta lavorando il governo? Un'ipotesi, con un intervento in 2 tappe, scrive Repubblica e anticipa. L'idea di fondo è varare una riforma dell'IRPEF, modello di riferimento la Germania, curva crescente della tassazione. Che significa? Sostanzialmente ognuno potrebbe avere la propria aliquota. Verrebbe ridotto il rischio dei cosiddetti scaloni, superati i quali la percentuale di imposizione subisce un balzo netto. La finalità è quella di favorire in primo luogo le buste paga di chi guadagna fino a 40.000 euro, favorire i consumi del ceto medio. Un passo iniziale sarà contenuto nel pacchetto della legge di bilancio. È un modo per lanciare un segnale già negli stipendi di gennaio. Il secondo passo sarà inserito in una legge delega con i decreti delegati da predisporre entro la primavera. L'intervento complessivo riguarderà il sistema di detrazioni e deduzioni, attenzione al portafoglio, tradotto, che al momento comportano una spesa per lo Stato di 75 miliardi. Bisogna stare molto attenti a queste riforme. Sul punto primo io non è che ci abbia capito molto. Una curva crescente della tassazione. Ognuno con la propria aliquota personale, ridurre il rischio degli scaloni dove l'imposizione balza, superato un certo scalone, finalità favorire buste paga di chi guadagna fino a 40.000 euro. Ma poi mettere mano a detrazioni e deduzioni per 75 miliardi. Secondo voi 75 miliardi li regalano o li tagliano? Somma da cui il governo può attingere, quindi li tagliano, per trovare altre risorse, scrive Repubblica.
Attenzione alla saccoccia. Ci fermiamo un attimo e poi riprendiamo tra qualche minuto. Il mondo di Tarkus.